si parte questo venerdì 7 marzo, è la vigilia di questa giornata importante. Io non la chiamerei festa, non so perché la chiamano la festa, se questa è la festa delle donne con tutti i femminicidi e veramente le aggressioni, e chi ne ha più ne metta, che queste povere creature subiscono tutti i giorni. Io direi che non è proprio una festa, anche se noi siamo una festa, per noi cerchiamo sempre di vedere il lato positivo. Questa donna, ieri ho letto una poesia di Ada Merini meravigliosa che forse leggerò domani se riesco, perché veramente dobbiamo valorizzare questa figura che, nonostante andiamo nello spazio con i missili, abbiamo gli stipendi femminili che sono ancora diversi da quelli degli uomini. Questa la dice lunga su quello che la figura maschile vuole fare della figura femminile. Infatti io direi che domani sarebbe utile di parlare di persone e non dividere continuamente tra uomo e donna. Se iniziassimo a parlare di persona forse sarebbe meglio. Il nome delle persone non conta, contano le persone, che siano di sesso maschile o femminile. Ne parleremo questa mattina con due ospiti grandissimi. Abbiamo in linea la professoressa Sara Santilli, psicologa, che è anche presidente dell'associazione Mai Soli. Buongiorno professoressa e grazie di essere qui con Mirella Sveglia Veneti. Saluto anche Alessandro Dianin, associazione Orizzonti, sentite che bel nome anche questo, Orizzonti, di essere qui con noi. Grazie anche lei Dianin di essere qui a Sveglia Veneti. Allora partirei proprio dalla professoressa Santilli. Cosa ne pensa, professoressa, di quello che ho detto? Oggi è la vigilia di questa famosa e importante data. Io più volte ho ricordato le mondine, hanno detto che la rivoluzione in Italia non c'è mai stata, no, l'hanno fatta le donne, ecco, l'hanno fatta loro, proprio le mondine, una rivoluzione veramente importante che ha cambiato anche il mondo femminile. Prego professoressa Santilli. Beh, io mi aggancio a quello che diceva lei, non è una festa, è una celebrazione, no? La festa richiama la gioia, i fiori, le mimose, il divertimento, e noi invece celebriamo la festa della donna, celebriamo la donna in quanto celebriamo i diritti, e la celebrazione richiama anche aneddoti come appunto sottolineava lei, che non sono sempre gioiosi, no? La violenza di genere, la discriminazione salariale e la militarizzazione che di nuovo accompagna ulteriori violenze. Sappiamo che con le guerre aumentano anche gli stupri, le violenze nei posti di guerra, che vengono spesso utilizzati anche questi come arma militare, e questo ce lo dobbiamo ricordare, no? Perché a volte abbiamo delle narrazioni sociali e culturali che richiamano solo l'aspetto gioioso, festoso, e questo sta avvenendo per diversi elementi. Non è solo la donna, ma anche la disabilità, no? Come la rappresentiamo? La giornata dei calzini spaiati, gioia, festa, no? Senza sottolineare invece a volte le difficoltà, le barriere, gli ostacoli. Così vale per la giornata delle discriminazioni. La pace, che come simbolo ai colori, che sì, il colore richiama gioia, ma dietro quella rappresentazione grafica abbiamo poi tutta una serie di barriere e di ostacoli che quotidianamente dobbiamo affrontare, e questo lo affrontano anche le persone con disabilità gravi ad esempio. Che cosa vuol dire essere una donna con disabilità in un mondo che diventa sempre più complesso, e quindi anche, no, le vulnerabilità si intrecciano tra di loro, una donna di una cultura diversa. E mi scusi, faccio sottolineo un elemento importante che mi sta a cuore. Non sono io la presidente dell'associazione Mai Soli, che si occupa di persone con disabilità gravi, ma è la signora Piera Cipresso, che non so se magari in un altro momento sarà presente con voi, e solamente io mi occupo invece delle tematiche dell'orientamento e della disabilità. Perché era scritto così, infatti avevano scritto, forse pensavano che ci fosse anche un'altra persona, ma non è un problema. Il problema è avere lei, professoressa, per capire l'importanza e il significato delle parole, perché noi dobbiamo iniziare a parlare di persone, come ho detto prima, perché se continuiamo a dividere bambini, bambine, vecchi, vecchie, non andiamo da nessuna parte. Noi dobbiamo capire cosa possiamo fare per non essere soli, per questa solitudine che veramente io con la mia trasmissione, anche l'altro giorno sono dovuta andare a un paese vicino perché mi ha chiamato una persona diversamente giovane, ecco, che non capiva cosa stava succedendo
ridendo, perciò sono andata di persona e poi ho capito che era il caso di chiamare il sindaco, che ho fatto, cosa che ho fatto, e adesso verificherà, perché questa solitudine è molto pericolosa, specialmente per i fragili che non possono difendersi, e sono anche le persone diversamente giovani che non hanno questa possibilità. Allora sentiamo cosa ne pensa Alessandro Dianin, Associazione Orizzonti. Prego Alessandro. Dunque io sono d'accordissimo, nel senso che non si può solo festeggiare in una giornata come quella di domani, perché ci sono dei temi molto attuali che è necessario assolutamente trattare. Io penso questo, intanto che, e lo dico da uomo di fatto, anche gli uomini devono essere alleati di questa battaglia che non devono compiere solo le donne, perché delle discriminazioni, la disparità salariale, la violenza, siamo responsabili noi, e anche chi di noi non perpetra violenza deve rendersi conto che c'è una responsabilità sociale e deve essere d'aiuto nell'arrivare a ottenere determinati risultati da un punto di vista della cultura, del rispetto. Dico anche che questo deve partire sin dalla giovanissima età. Nelle scuole ci deve essere l'educazione affettiva, l'educazione al rapporto con l'altro e con l'altra. Anche perché questo permetterebbe non solo poi in qualche modo di intervenire una volta che la violenza è stata perpetrata, quindi solo come punizione nei confronti dell'uomo violento, giusta chiaramente, ma anche in termini di prevenzione, quindi partire alla radice, che è una radice molto spesso culturale, per la quale, come dice giustamente lei, dottoressa, si tende a dividere i due generi in maniera netta senza considerarli semplicemente persone. E questo succede anche, colpa nostra, con le fragilità. Ecco, questa parola che io non sopporto, professoressa Santilli, che è parlare di disabilità. No, sono persone che si muovono in maniera diversa, tanto è vero che io li chiamo diversamente agili e hanno una sensibilità molto superiore a quello che pensiamo, sono molto acuti e quando guardano una persona forse riescono a metterla a nudo più di noi. Il problema è che noi siamo facili alle etichette, professoressa Santilli, il drogato, lo spacciatore, il delinquente, il disabile, prima li chiamavamo con nomi orribili, se vi ricordate, veramente handicappati, mongoloidi. Io non so se nel 2025 dobbiamo capire che forse hanno un nome e un cognome e chiamarli per nome. Perché questa differenza e soprattutto questi occhi poco amorevoli, non di tutti, perché ci sono delle persone anche nel mondo del volontariato, penso, che non debbono dare a scuola da nessuna parte per quanto riguarda parlare, guardare e accogliere, però molte persone ancora il diverso fa paura. Il diverso è un handicappato, è un disabile, è una persona di colore diverso, è una persona che parla in maniera diversa e perciò anche i messaggi che arrivano non sono veramente ben augurali. Beh, cosa dice, professoressa, di queste etichette che mettiamo troppo facilmente invece di capire chi abbiamo davanti, come fare per migliorare, per integrare? Prego. La diversità fa paura, no? E ce lo dimostrano anche gli andamenti politici degli ultimi tempi, per cui a volte le voci diverse è meglio sopprimerle in qualche modo e creare una narrazione unica. Questo perché un po' noi nasciamo, no? Nel nostro cervello abbiamo un bisogno continuo di categorizzare. La categorizzazione la facciamo continuamente perché in qualche modo siamo bombardati di informazione e quindi sapere cosa ci aspetta e categorizzarle ci aiuta, perché non possiamo trattare tutte le informazioni in modo analitico e riflessivo e quindi a volte l'etichettamento è proprio il processo di questo, diciamo, sistema naturale con cui agiamo, che possiamo definire un processo automatico. Il nostro cervello elabora le informazioni e in automatico compie delle azioni. Ad esempio è capitato a tutti noi che facciamo la stessa strada per andare al lavoro, una mattina, non so, dobbiamo passare a fare la spesa prima, a fare l'analisi del sangue e sbagliamo strada, perché il nostro cervello in automatico si proietta nella strada che siamo abituati a fare. Questo è diverso invece dal processo lento, che è quello riflessivo, è quello critico, è quello che non ci porta solamente ad etichettare gli oggetti, le cose, le persone, ma a considerarle nella loro complessità. Come diceva lei, anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità prevede un cambio di passo anche nel linguaggio che utilizziamo, per cui disabile non è più
in qualche modo possibile utilizzarlo quando parliamo di persone, perché prima ci va la persona, è la persona che ha una disabilità. Per questo mi sono permessa di utilizzare il linguaggio in questo modo, proprio in relazione a quello che dall'Organizzazione Mondiale della Sanità è previsto. E come diceva lei, le persone hanno dei nomi e dei cognomi ancora prima. L'etichettamento ci porta a semplificare la vita e noi abbiamo bisogno di semplificazione in un mondo che diventa sempre più complesso. Però appunto, dato che la complessità aumenta, semplificare è molto rischioso perché perdiamo i dettagli. Non so se vi ricordate, dopo l'11 settembre, no, tutte le persone di cultura islamica erano diventate terroristi, no? C'era questa associazione istintiva che anche nei giornali l'abbiamo vista, nelle immagini. Questo è molto pericoloso, uno perché può incrementare l'odio, no? E quindi, oppure la distanza tra le persone che hanno una cultura diversa, che hanno un'abilità diversa, come diceva lei, no? Diverse abilità, diverse agilità, distanziare e anche mettere in qualche modo sull'altare o sul piedistallo chi etichetta. Quindi io mi sento superiore alle persone che sto etichettando. Altra cosa che si verifica è la profezia che si autoavvera, cioè a furia di etichettare quella persona come disabile, quindi non abile, quella persona sarà talmente attaccata a quell'etichetta che si comporterà proprio nel modo in cui gli altri vogliono. Non sono abile, per cui no, a scuola non mi impegno, non faccio lo sforzo, proprio perché tutti si aspettano da me che io non sia in grado di fare le cose. E quindi a volte, come diceva lei, la differenza è proprio negli occhi delle persone, nelle parole delle persone. Le parole sono veramente delle armi molto potenti se utilizzate in un modo o nell'altro. Possiamo creare una società inclusiva oppure possiamo creare distanza, odio, allontanare le persone, i gruppi. Molto chiara, grazie professoressa Santilli, veramente grazie di essere qui e parlare così, ecco, in maniera semplice, dove le persone a casa riescono a capire che i diversi siamo noi anche i disabili. Io mi sento disabile perché porto gli occhiali, perciò vuol dire che non ci vedo nella maniera corretta. Cosa dice lei, professoressa? Tutti quanti noi abbiamo delle disabilità. Io spero che questa parola, come dice lei, venga eliminata quando pensiamo ancora che chiamiamo Paralimpiadi, ecco, lo sport dove questi ragazzi con fatica e sacrifici enormi portano a casa più di normodotati, 20 medaglie, e abbiamo ancora le medaglie che pesano in maniera diversa. Capisce che io mi arrabbio molto, professore, però ne parlo, professoressa, ne parlo tutti i giorni, però sono molto fiduciosa perché io ho questi ragazzi che cerco di invitare, anche se con grande fatica, professoressa, perché non tutti i dirigenti danno questa possibilità, c'è l'assicurazione, ecco, ci sono i minori, tutta una serie di cose, la privacy, il trasporto. Io direi che la scuola si deve aprire un po' di più al mondo del volontariato, alla comunicazione, far parlare questi ragazzi. Io sono dell'idea, ed è da 2 anni che lo dico, come lo fanno in altri paesi europei, che forse anche farli votare, dare loro la possibilità del voto non sarebbe male, visto che facciamo e diamo loro il patentino e li mettiamo su una strada per un business, allora là va bene, ecco, per sentire anche cosa dicono. Io non penso che siano tutti dei ragazzi che non sanno andare al voto, cosa votare. Mi domando se lo sanno i 30enni, i 40enni, i 60enni, perché quando mi dicono non sono preparati, vorrei capire chi è preparato al voto in un mondo politico che è nella confusione più totale. Siamo nella barca che ondeggiamo continuamente, abbiamo più governi noi che non tutti i paesi europei. Però conosciamo anche questa parola, questa associazione Orizzonti. Allora cosa vuol dire Orizzonti e cosa fa Dianin? Prego. Orizzonti è un'associazione politico-culturale che si occupa di attività locale a Padova. Cioè noi, come dice giustamente lei, dottoressa, le persone in un qualche modo stanno perdendo cultura politica, si stanno disinteressando alla cosa pubblica, il che non va bene perché la cosa pubblica dipende da noi, quello che ci succede intorno dipende da noi. Per cui Orizzonti vuole riavvicinare la cittadinanza a occuparsi della collettività. Noi tentiamo di farlo portando anche temi ampi come quelli di oggi, ma a partire da una prospettiva locale, facendo iniziative sul territorio. Ed è molto importante perché noi vediamo quando ci sono anche le iniziative del territorio, ad esempio il carnevale, ecco, mettiamo il carnevale che è anche cultura, sono tradizioni, certo, valori.
Io non ho visto problemi con il carnevale e noi a Treviso avevamo 100.000 persone. Avevamo 100.000 persone e non mi risulta che ci siano stati problemi, se no giustamente qualcosa è impossibile che non ci sia. Ma anche nei paesi vuol dire che quando la città, i borghi, i centri storici, le piazze sono animate, c'è tanta persona, noi il delinquente lo mettiamo all'angolo, lo spacciatore lo mettiamo all'angolo, perché sa che è notato, sa che può essere fermato. Quello che non avviene, tanto è vero che io dico veramente a tutti i sindaci di fare festa tutta la settimana, di far uscire. Adesso arriva la primavera, arriva l'estate bella, usciamo, cerchiamo di capire che forse l'unione fa la forza, è questo che dobbiamo capire, di non aver paura. Ma come si fa a aver paura di un ragazzino di 14 anni? Perché è passato questo messaggio: quando vedo un gruppo di ragazzini tra di loro non esco o vado da un'altra parte perché ho paura che mi succeda qualcosa. Ma non saranno mica tutti così? Ma stiamo scherzando? Guardate che sta passando un messaggio terribile. È vero che bisogna stare attenti, che bisogna avere sempre le antenne alte, è vero, ma di qua a dire che nella mia città, nel mio territorio dobbiamo aver paura di uscire anche alle 5 del pomeriggio, la vedo un po' diversa da quella che è la realtà. Però divide e ti impera. È questo il messaggio che arriva. Professoressa Santilli, ecco, ci terrei molto a una sua considerazione e anche una sua opinione. Allora, sono tanti gli elementi che ha toccato. Credo che no, una società si misura, appunto, e questo ce lo dicono, no, anche i nostri avi, su come in qualche modo tratta le persone con vulnerabilità. E oltre alle disabilità sappiamo dagli studi che oggi i giovani sono un gruppo di persone vulnerabili per diversi motivi, perché hanno perso innanzitutto un elemento importante che caratterizzava le generazioni passate, che è l'anticipare, immaginare, sognare dei futuri. In qualche modo abbiamo tolto a loro il sogno e questa è una responsabilità che abbiamo tutti. Quindi la paura del sedicenne, del diciassettenne ovviamente è un qualcosa che deve far terrore all'adulto stesso che la prova. No? Perché in qualche modo quali sogni, quale futuro stiamo lasciando nelle loro mani? I giovani hanno dimostrato tantissime volte, ad esempio nelle piazze, la loro preoccupazione per il clima. E quali sono state le conseguenze? Quali sono gli elementi politici o quali sono, no, gli interventi strutturali che sono stati fatti per dare ascolto alla loro voce? I giovani manifestano per la pace, i giovani scendono nelle piazze. Che poi non venga narrato questo è una scelta, no? Ed è sempre politica, come abbiamo detto, però i giovani partecipano e questo fa la differenza, no? Il creare una cultura di partecipazione sociale dove si ridia anche un ruolo alla politica. I sedicenni di oggi tra 2 anni andranno a votare, ma se la percezione della politica è quella del personaggio politico, abbiamo perso tutti, no? E la politica è proprio nelle azioni quotidiane che anche il giovane può compiere, nel rispetto delle regole da una parte, ma anche nella partecipazione attiva alla risoluzione dei problemi. E ci sono gruppi di giovani che si attivano continuamente e cercano di manifestare, di agire per il bene comune, ma non vengono solitamente raccontate queste esperienze, non vengono portate in luce. Anche nel nostro territorio abbiamo delle esperienze, anche dei mini sindaci, no? Delle realtà scolastiche in cui si creano proprio dei piccoli comuni all'interno dove vengono date delle responsabilità. Eppure le notizie di cronaca che abbiamo è sul uno che delinque rispetto magari alla maggioranza dei giovani che possono essere nel territorio. Ovvio che c'è in qualche momento un abbassamento della partecipazione sociale dei giovani, ma vediamola come conseguenza del non ascolto della loro voce. Se io urlo, manifesto, dico le cose e non vengo ascoltato, prima o poi sarò silente, ed è quello che sta succedendo. Se adesso ad oggi in Italia abbiamo fenomeni degli hikikomori che ritroviamo in realtà orientali, dove i ragazzi stanno in casa e non vogliono uscire da casa, vogliono stare nella loro camera, nelle loro 4 mura, è un problema sociale.
ed è un problema sociale grave. Penso anche, professoressa Santilli, che dovrebbero risolverlo gli stessi ragazzi, andare a incontrare questi ragazzi nelle loro camere, nelle loro case, perché loro hanno un linguaggio diverso da quello che adoperiamo noi. Forse riuscire a farli comunicare tra di loro, a vedere qual è la paura, qual è il malessere di questo ragazzo, naturalmente accompagnati anche da persone come lei, però i ragazzi che parlano agli altri ragazzi: perché sei così? Cosa c'è che non va? Prova a vedere, prova a cambiare, perché tra di loro è un altro linguaggio, loro riescono a capire veramente il disagio, lo capiscono, lo capiscono. Io ho visto questi ragazzi che sono andati ad Auschwitz, queste meravigliose creature, a piangere, commuoversi, ecco, la commozione, ma vi rendete conto? Emozionarsi, hanno bisogno di emozionarsi questi ragazzi, di piangere, di sorridere, è tutto piatto, tutto non va bene. Ecco, sentiamo cosa ne pensa Rinaldo, poi andiamo anche a sentire Alessandro Dianin. Vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi Ciao. ospiti. Domani è festa della donna. Secondo il mio punto di vista è festa della donna, già quando la famiglia a posto, riesce a mangiare, riesce a pagare il mutuo, quella è la felicità della donna, è la tranquillità in casa, ti ha capito? E se le manca il lavoro, se le manca la possibilità, i soldi, arrivare a fine mese, che felicità ha avuto che le rabbia a queste donne, che il 70% bisogna che vada a lavorare, se no non le mangia. Non le puoi neanche tirare su i fiori, perché se non fossimo gli altri nomi, va bene, che gli italiani cosa fai? Non le leggi. Il problema è grande, Mirella. Una volta volevamo mangiare, stiamo meglio di adesso, nel senso che stiamo meglio, che c'era più umanità, si comunicava di più. Adesso i giovani, che esempi dai? Che progetti propone lo Stato a questi fiori? Niente, perché mica futuro come lavoro, mica niente. Sport, avvicinarsi nei polsi, nei vai da andare, i skate per andare, perché qualsiasi sport che ti vuoi fare vuoi i soldi. E ora, e donne poverette, finalmente 50 anni fa, c'era l'omicidio d'onore, va bene, abbiamo fatto una massa, ma 50 anni fa, non domina. Siamo gente, siamo italiani, non mettiamo niente in testa. Voglio dire che è semplice, se ti sta vicino ai fiori, ti dà la possibilità di crescere, va bene, di stare con Dio, insegnandoli. I fiori, il 90% sono tutti bravi fiori, però bisogna che abbia un lavoro, un futuro, la sicurezza. Mia sorella ha 24 anni, mia moglie ha 22, a 25 avevo 3 fiori, ho fatto una famiglia, in principio non avremo niente, perché non si usava neanche, va bene. Però adesso siamo felici, abbiamo i negozi, abbiamo la nostra casa, voglio dire, ma avremo un futuro, perché lavorando ti potevi raggiungere qualsiasi roba, facendo i sacrifici col tuo lavoro. Adesso vai a lavorare, fa 800 euro al mese, gliene paga 1000 di affitto. È tutto sbagliato. Se avevo i problemi, li avremo chi che può risolverli, ma non grazie caro Rinaldo, grazie delle riflessioni che hai fatto. Sentiamo cosa ne pensa anche Alessandro Dianin di quello che ha detto sia la professoressa Santilli ma anche della telefonata del nostro Rinaldo. E come intrigare questi ragazzi, come cercare di capire, di far uscire il lato buono, il lato creativo. Ecco, un orizzonte buono anche per loro. Prego Dianin. Sono giovane anch'io, quindi il problema mi tocca da vicino e tra l'altro sono un giovane come tanti altri che si occupa di vita pubblica, di vita politica, e sono d'accordo che questo sia un'ottima base. Rispetto al problema della sicurezza, è vero intanto che non bisogna categorizzare, cioè la sicurezza è sicurezza e la delinquenza è delinquenza, indipendentemente da chi delinque, indipendentemente da chi si comporta bene, questo non conta. La cosa che conta è chiaramente intanto rispettare il lavoro delle forze dell'ordine che svolgono qualcosa di molto importante nel cercare di mantenere al sicuro le nostre città, ma non basta, la sicurezza passa anche attraverso la cultura e il sociale. Lo ricordava benissimo il Carnevale.
Laddove i quartieri vengono animati da iniziative concrete, fatte insieme ai residenti, alla cittadinanza, iniziative culturali, c'è fermento anche attraverso le associazioni e il terzo settore, ecco che lì c'è meno delinquenza. Giovanile non, ripeto, questo non cambia. E poi sociale, perché molto spesso chi delinque arriva da situazioni di emarginazione sociale. Quindi bisogna potenziare i servizi sul territorio, le reti, ci sono tante persone senza fissa dimora a Padova, tra le 150 e le 200, sono tantissime in una città economicamente sviluppata come la nostra. Bisogna sviluppare quelli che sono per esempio le mense popolari, i dormitori e gli aiuti anche da parte delle amministrazioni locali. E poi ci si legava giustamente al tema della salute emotiva della mia generazione, una generazione sempre più social e forse sempre meno sociale. Non per generalizzare, anche il mondo del web può essere importante per noi, per interconnetterci, per acculturarci, può essere un'innovazione utile, necessaria, che possa portare a un ulteriore sviluppo, però devono essere utilizzati nella maniera migliore. E questo parte dalla scuola, torno a dire, come sul tema per mettere insieme tutto della violenza di genere. Bisogna partire dalla prevenzione nelle scuole, bisogna partire dalle scuole nel far sì che la mia generazione viva meno un disagio. Le scuole devono essere la casa dei giovani nelle città e bisogna investire per fare questo, anche a livello nazionale. In Italia si spende il 3,5% del PIL per l'istruzione, la media europea è il 5%, questo qualcosa ce lo deve dire per forza, per cui secondo me è dalla scuola e dagli investimenti giusti, perché ovviamente non basta avere i soldi, bisogna spenderli bene nella scuola, che il cambiamento può partire. Allora andiamo anche a vedere andiamo a Venezia, CISL, parità genere e molestie. Andiamo a sentire e poi commentiamo. Un vademecum per riconoscere, affrontare e prevenire le molestie sessuali sul posto di lavoro sarà a breve distribuito ad oltre 4.000 operatori sindacali e delegati della CISL presenti nelle aziende pubbliche e private venete, a contrasto di un fenomeno che, seppure sotto traccia, rimane diffusissimo anche in questa regione. Il fenomeno delle molestie sessuali è molto diffuso e però ha bisogno di essere gestito, i casi hanno bisogno di essere gestiti con la dovuta delicatezza, ma anche con la dovuta competenza e con la dovuta efficacia. I nostri delegati e le nostre delegate, attraverso un percorso di formazione e di consapevolezza sul tema, hanno deciso di stilare insieme, grazie all'aiuto di esperti, questo vademecum. L'iniziativa della CISL in occasione della Giornata Internazionale della Donna parte da un problema ancora più vasto, quello delle pari opportunità tra uomo e donna nei luoghi di lavoro, con decine di incontri, laboratori, momenti formativi e indagini per esplorare le disparità di genere, percorsi di educazione finanziaria e gruppi di mutuo aiuto con 1.300 beneficiari. Il fenomeno delle discriminazioni esiste trasversalmente in tutta la società, a maggior ragione nei luoghi di lavoro. Noi abbiamo strumentazione come sindacato per contrastare queste forme di discriminazione attraverso la contrattazione. Abbiamo creato più di 90 iniziative sul territorio, dentro le aziende, sui territori, con le parti sociali, imprese, istituzioni, commissioni territoriali. Secondo legge, le molestie sessuali sono comportamenti indesiderati espressi in forma fisica, verbale o non verbale, che violano la dignità della persona creando un clima intimidatorio, umiliante e offensivo. La vittima rileva il fatto che quell'atteggiamento per lei è molesto ed è indesiderato, deve finire immediatamente. Ecco, qui a volte si fa un po' più fatica, perché che male c'è, si dice, era una battuta, se volevo solo scherzare ti sei svegliata male. E invece no, ci sono atteggiamenti davvero che fanno anche parte di un nostro bagaglio culturale, ai noi, che dobbiamo riuscire a debellare. Secondo una stima Istat, 2.320.000 persone tra i 15 e i 70 anni hanno subito almeno una volta una molestia sul lavoro. L'81,6% sono donne, di cui solo il 2,3% ha denunciato alle forze dell'ordine. La CISL conta però che presto entri in vigore anche un'altra arma, la legge di iniziativa popolare sulla partecipazione dei lavoratori alla vita dell'azienda. La realizzazione della partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese può cambiare il modello di gestione delle imprese, introdurre maggiore responsabilità sociale delle imprese, che è quello che serve per migliorare le condizioni di tutti. Professoressa Santilli, quello che però noto, e anche lo vedremo domani, vedrete se ho torto, che sono molte le donne in prima linea e pochi gli uomini. Io direi che questa giornata che celebra, come ha detto lei, la donna, dovrebbero essere gli uomini a parlare di questa figura,
a dire che intenzioni hanno per capire che questa donna ha delle potenzialità enormi. La donna va nello spazio come l'uomo, la donna fa qualsiasi lavoro come l'uomo, ormai non c'è più diversità, perché siamo in grado di gestire anche questa fatica e questi lavori. Il problema è che c'è qualcuno, e lo dico chiaramente, da parte di molti uomini che non la fanno ancora salire, la fanno arrivare a metà scala. Poi ci sono le fortunate, o politicamente o perché sono nel giro giusto, che riescono a salire, ma i numeri sono numeri, professoressa, da là non si scappa. In politica, in qualsiasi cosa, vediamo, anche se siamo cresciute, ma grazie alla volontà di queste donne, grazie a questa figura femminile che si è rimboccata le maniche e ha detto no, io ci sono, io denuncio, io lavoro, io faccio. Prego, professoressa. Sì, guardi, un esempio che faccio, che riporto sempre ai miei studenti e studentesse rispetto a quello che diceva lei, che è il fenomeno del tetto di cristallo, quindi no, che in qualche modo schiaccia le donne e non le consente di arrivare a una posizione di leadership, è il contesto della cucina, no? Da che la cucina è donna, poi però nei programmi che riguardano la cucina i masterchef sono tutti uomini, no? Questo è l'esempio emblematico, quindi c'è anche una cultura mediatica che riporta ancora questo tipo di narrazione, no? Lo vediamo ad esempio nel mio ambito, anche no, nell'ambito della psicologia, che è molto di rappresentanza femminile, poi nei ruoli di leadership la maggioranza è uomo. Allora qui entrano in gioco diversi elementi, no? Non è solamente una questione di arrivare a quel livello, di meritarselo o meno, ma è una questione anche di bilanciamento, no? Famiglia, lavoro che entra in gioco. Professoressa, la interrompo solo un secondo, se no mi cade la linea, purtroppo funziona così, abbiamo anche il centralino, diamo spazio un po' a tutti, abbiamo Lino in linea. Ciao Lino. Grazie, ciao Mirella e saluti tutti i suoi interlocutori che ci sono. Volevo dire, la parità dell'uomo e la donna dovrebbero andare in piazza, non solo quelle delle scarpette che hanno già subito nel tempo. Non solo l'Italia, ma anche tutta l'Europa, ma devo vedere ancora i musulmani, ne ho 2 o 3 qui che hanno 3 donne. Passano con la mascherina, ma dovrebbero capire queste cose, non schiavizzare le donne così e quelle giovani far sposare con chi vogliono loro 14 anni. Le donne qui in Italia devono alzare la voce, perché è giusto la parità dell'uomo e le donne, sia negli stipendi e in tutte le cose. Non dovrebbe essere molto avanzato questo discorso, però anche il comportamento di questi imam, eccetera, eccetera, che noi compatiamo. No, anche nelle scuole, no. E dopo voglio dire, dopo la lascio e la ringrazio, la CGIL, la CISL e così via. Come mai che negli anni trascorsi, quando c'era i comunisti, per capirci, non andavano nei campi a regolarizzare queste persone che vivevano là nelle baracche al freddo, eccetera, eccetera, non erano in regola? Perché non andavano là con le persone competenti? Hanno sempre taciuto. Sa perché? Dopo la lascio e la ringrazio. Per il voto, signora, pensano appena a quello, al voto. Vi ringrazio. Arrivederci, signora Mirella, grazie. Grazie a te Lino, salutiamo anche Lino e Mantova, perché Lino chiama da Mantova. Prego, professoressa Santilli, se poi vuole commentare la telefonata di Lino, prego. Sì, secondo me il signor Lino mette in evidenza la complessità anche della tematica della donna, no? Oltre al diritto legato al genere c'è l'elemento culturale che si intreccia con i diritti del lavoro. Infatti secondo me oggi diventa difficilissimo parlare e celebrare la donna, perché le tematiche si intrecciano, no? C'è quella culturale, c'è quella lavorativa, come abbiamo detto, il tetto di cristallo, l'occupazione, il genere, c'è l'elemento familiare. In Italia noi stiamo vivendo, siamo al picco, diciamo, della denatalità, no? Ovviamente il non mettere in condizioni le donne e anche il padre nel prendersi ad esempio l'aspettativa, la nascita del figlio, come succede in altri paesi europei, questo produce, no, dei cambiamenti poi di sistema. Parliamo anche ad esempio di discriminazione nell'ambito medico, cioè la tachipirina, no? O un altro farmaco, scusate, non volevo fare pubblicità di nessun farmaco che noi prendiamo, è stata analizzata e studiata sulla popolazione maschile. Perché?
Gli uomini sono più semplici a livello genetico, no? Noi donne con gli ormoni, con le diverse fasi nel mese siamo più complesse da analizzare, eppure la narrazione che abbiamo ad esempio di quelli che possono essere, non so, il precursori o alcuni sintomi d'infarto sono diversi dalla popolazione femminile in quella maschile, quindi anche qui la parità anche a livello di scienza, di medicina diventa importante, quindi sicuramente quando parliamo di donne, di molestie sul lavoro si intrecciano diversi elementi, da quello culturale a quello dei diritti, e questo è importante, secondo me anche la telefonata lo richiama, l'analizzare in una forma complessa e, come sottolineava Lino, anche preventiva, nel senso noi sappiamo di alcune problematiche sistemiche che ci sono, ma cosa stiamo facendo per andare incontro? Il rischio è quello che da alcuni anni, da alcuni decenni noi lavoriamo sempre sull'emergenza, no? L'emergenza X quindi richiama la soluzione Y nel breve tempo senza una prospettiva a lungo termine, e questo accorcia anche le visioni, no? Nei più giovani, nei più fragili. Invece avremmo bisogno di in qualche modo noi cittadini in primis, come diceva, andare a manifestare, agire, riappropriarci del tessuto politico nel quale possiamo agire per costruire delle traiettorie che siano a lungo termine e non solo di breve durata. Grazie professoressa, ecco, avrà piacere di sentire che ho avuto l'onore di avere ospite il professor Silvio Garattini, penso che nome una garanzia, il quale mi ha proprio scosso dicendo: dovete svegliarvi perché sappiate che prendete i farmaci testati sugli uomini e questo non va bene, dovete svegliarvi, dovete fare qualcosa. E devo dire la verità che quando avevo anche qualche associazione importante di farmaci non hanno potuto dire che non era vero, professoressa. Quando io faccio e cito il nome del professor Silvio Garattini sono tutti molto attenti quando danno le risposte, perché è vero, qualcosa si sta facendo, ma perché fortunatamente abbiamo anche qualche uomo illustre, importante, che dice: guardate che non va bene così, dobbiamo cambiare registro. Ma se non ci fossero questi pochissimi uomini illuminati che si battono anche per noi, io non so come sarebbe la situazione. Cosa ne pensa, professoressa? Sbaglio? Assolutamente corretto, cioè qui l'azione è corale, no? Quindi delle donne, degli uomini, ed è aumentare una sensibilità in tutti, così come di disabilità non si deve occupare solamente il familiare che è nella condizione di vivere quella situazione, così di genere non se ne occupano solo le donne, così di cultura, di discriminazione o di povertà dovremmo occuparcene tutti, citando appunto il collega che parlava anche di Caritas, di povertà territoriale. Dovremmo essere tutti in qualche modo più sensibili e alzare in qualche modo le antenne, le orecchie quando vediamo che i diritti non vengono tutelati degli altri, proprio perché un domani quello potrebbe essere anche un nostro problema, e quindi uscire un po' dall'individualismo e guardare la collettività, la comunità, riprenderci proprio a cuore, a cura delle persone. Molto chiara, adesso andiamo in pubblicità. Siamo con la professoressa Sara Santilli, psicologa, ma soprattutto una persona femminile che sta cercando di far cambiare anche la cultura maschile. Ecco, cambiamento maschile non farebbe male se qualcuno sta ascoltando. E abbiamo anche Alessandro Dianin, Associazione Orizzonti. Allora, quello che però, Dianin, vogliamo anche capire cosa, parlo in generale naturalmente, cosa avete intenzione di fare voi giovani uomini per far capire ad altre persone maschili che forse bisogna cambiare il registro nel linguaggio, nel comportamento, nel rispetto soprattutto che manca. Prego. Beh, è sicuramente una questione culturale dei comportamenti quotidiani. Io penso che noi giovani uomini possiamo lasciare questa impronta, cioè promuovere una cultura del rispetto. La mia generazione non è esente da colpe, nel senso che poi chiaramente alcuni stili comportamentali sbagliati si vanno a replicare anche nelle generazioni perché vengono trasmessi, però penso che sia innegabile che ci sia
un po' di cambiamento di generazione in generazione, che ci sia uno sviluppo anche culturale in questo senso qui. E poi io credo, lo dico sempre, che sia importante attivarsi, lo si diceva benissimo anche prima, nel manifestare, ma non solo, anche nel cercare di portare soluzioni concrete. Penso per esempio a questo filone della prevenzione di cui abbiamo parlato tante volte, ma anche per esempio al filone del supporto. In alcuni comuni esiste ancora il gender pay gap, quindi la disparità salariale tra uomini e donne nelle istituzioni comunali, nelle istituzioni universitarie, nelle istituzioni ospedaliere. E fa pensare, perché si tratta di enti pubblici per cui dovrebbero per primi garantire una parità salariale. Ecco, si parte secondo me proprio dai territori, per cui l'idea di agire nella propria realtà territoriale per poi, come in un puzzle, cercare di creare in generale un mondo migliore, un paese migliore. Allora andiamo a vedere anche le foto che ha mandato Alessandro Dianin per capire ancora di più questa associazione, un'associazione anche di persone, però quello che vorrei capire, Dianin, è perché la figura maschile fa così fatica anche ad approcciarsi al cambiamento. Noi abbiamo anche dei centri di ascolto molto importanti, però l'uomo fa fatica ad arrivare, molte volte accompagnato dalla stessa donna, è la donna che si avvicina per prima dicendo mio marito, il mio compagno, però l'uomo in sé fa fatica a fare questo cambiamento, a migliorarsi, per vergogna, per paura. Eppure bisogna iniziare. Noi abbiamo le donne malate oncologiche che fanno battaglie per altre donne per far capire l'importanza della squadra, di credere nella scienza, nella ricerca, di essere ottimiste nonostante gravi patologie. L'uomo fa molto poco, l'uomo ha paura del pannolone, l'uomo ha paura di tutto. Noi nasciamo da piccole e finché viviamo abbiamo il pannolone, voi parlo sempre in generale Dianin, vi terrorizza solo la parola. Ma eppure culturalmente siete cresciuti. Non so, Turetta studiava, per dire un esempio, era un ragazzo da una famiglia per bene, cosiddette per bene, che devo ancora capire chi è il per bene e chi è il per il male, perché non riesco più a capire cosa vuol dire un ragazzo per bene. Ecco, sotto queste maschere si nasconde una crudeltà inaudita, ma lo vediamo anche nelle guerre, questi soldati, persone semplicissime, normalissime in tempo di pace, in tempo di guerra arriva questa maschera con la divisa crudeltà veramente inammissibile. Prego Dianin. Beh, lei mette in evidenza un fatto importante, cioè che la violenza non è per forza solo quella fisica, c'è quella economica, quindi sottrarre le risorse alle donne per fare in modo che non si vadano ad emancipare. C'è la violenza psicologica di cui abbiamo anche parlato e poi la violenza si va a perpetrare in tanti contesti diversi, da quello lavorativo, ma anche le guerre poi sono scenario non solo di violenza generalizzata, ma in particolare contro le donne. E noi uomini a volte, anche nella consapevolezza, facciamo fatica a cedere terreno in questo senso, perché comunque si tratta di una situazione privilegiata, molte volte di, mi passi il termine, comodità. Siamo tutti spesso per i diritti delle donne, per più diritti alle donne, per una situazione chiaramente paritaria, però molto spesso quando si tratta noi di riconoscere a una collega di lavoro maggiori diritti anche in termini salariali, le stesse possibilità di accedere a delle mansioni più elevate, allora lì magari facciamo più fatica, andiamo a ritrarci. Questo è secondo me alla base, per cui bisogna far capire anche agli uomini che una società più paritaria non è contro di loro, ma va a beneficio di tutti. Superare questo schema impari, questo schema in cui non si è uguali, nuoce per molti versi chiaramente alle donne, che sono le principali vittime di questo, ma anche agli uomini, perché una società paritaria è una società che funziona sempre meglio, una società meno violenta, in cui si vive meglio, in cui la qualità della vita migliora, aumenta per tutti. Ma voi lo fate, Dianin? Perché un conto è parlare in televisione, quando vi incontrate, parlate tra amici e fate le cene, fate come noi che parliamo di tutto o parlate, parlo sempre in generale, Dianin, ma lei ospite questa mattina naturalmente, parlate solo di sport, ecco, di calcio, di tennis, di automobilismo, ecco, oppure parlate dei problemi reali? Perché noi parliamo dei nostri problemi, i problemi in famiglia, i problemi con i figli. Io devo dire la verità, Dianin, non sento mica questo. E sì, sono molto in mezzo alle persone, alla gente, anche a giovani uomini, sono molto chiusi, no, guai toccare l'ambito familiare, sono cose private, ecco, fate fatica a parlare, è vero o non è vero? È verissimo, nel senso che
poi al di là dei proclami, io sono d'accordo, bisogna anche riportare la discussione su dei termini concreti. Al di là dei proclami molto spesso non seguono delle azioni concrete, anche in termini discorsivi. È vero, molti uomini hanno anche paura a parlare di famiglia, hanno paura a parlare anche di fragilità, è quello che stavo dicendo poc'anzi, cioè in una società in cui di fatto viene attribuito un certo ruolo agli uomini, quindi quello di protezione, di avere lo stipendio più alto, e altri ruoli più marginali alle donne, anche gli uomini molto spesso si trovano all'interno di situazioni di chiusura rispetto al poter esprimere anche delle proprie fragilità, delle proprie emozioni, delle proprie aspirazioni, che possono essere diverse rispetto a questo schema qui. È in questo senso che io dico, una società più paritaria potrebbe fare bene a tutti. La mia generazione qualcosa lo fa, le dico la verità, secondo la mia esperienza ci si sta cominciando a porre il problema, proprio nella direzione che le stavo indicando prima. Io per esempio ho partecipato anche a dei gruppi che andavano a discutere di quale può essere il ruolo dei giovani uomini nella società di domani, un ruolo maschile che certo non deve spogliarsi, se vogliamo, della propria identità, non si chiede questo, non è il politicamente corretto che vuole imporre qualcosa a qualcuno, però è semplicemente un modello di vita che non toglie niente a nessuno e che permette a tutti di realizzarsi secondo le proprie aspirazioni, secondo la propria reale. Sentiamo Leone da Trebasele. Ciao Leone, ben arrivato. Ciao Mirella, grazie, saluto i tuoi ospiti, buona festa della donna. Domani. Domani, intanto siamo avanti. Cominciamo a scaldare i motori. Il mondo della donna è tutto a sé, cioè non è facile dire che le donne devono essere uguali agli uomini, perché ci sono donne che vogliono essere donne che vogliono avere la famiglia, la casa, non vogliono andare a lavorare, ci sono donne che vogliono andare a lavorare, cioè il mondo della donna è un mondo molto complesso e non è studiato abbastanza. Comunque quest'anno a Sanremo c'erano 2 canzoni con la parola stronza dentro, neanche una con la parola stronzo. Allora io mi dico, proprio, cioè nessuno se n'è fregato di questo, io sono scandalizzato di questo, però niente è normale dire a una donna stronza, io non riesco a capire. In un'altra trasmissione sono andati a intervistare delle donne e hanno intervistato una donna e ha detto: ma lei signora, cambia i pannolini ai suoi figli? Cosa? Ha detto lei. Ma io non lo voglio neanche un uomo che cambia i pannolini ai miei figli. Allora, come la mettiamo? È un po' difficile. Poi con il velo alle donne, qui bisogna leggere il Corano. Allora, nel Corano non c'è da nessuna parte che le donne devono andare con il velo, con il burqa, che ti devi trovare il fidanzato, te lo devo trovare il marito, no. Nel Corano non c'è scritto niente di tutto questo. Una donna si innamora dell'uomo e l'uomo si innamora del Corano, basta. E il Corano è un libro di pace e di amore, perciò bisogna insegnare ai musulmani il Corano. Ciao Mirella, grazie. Grazie a te caro Leone, io vorrei vedere invece anche quante donne hanno piacere invece che il compagno le aiuti anche nel cambio del pannolino. Guarda che se li mettiamo nella bilancia vedrai quante donne dicono no, anche loro devono imparare, devono farlo. Ecco, sai, una rondine non fa primavera. Professoressa Santilli, come commenta la telefonata del nostro Leone e anche di quello che ha detto il nostro ospite? Prego. Allora, io credo, partendo dalla telefonata, che è una questione culturale, no? Una donna che dice no, io non ho bisogno di un uomo così è cioè un lavoro, no, culturale che bisognerebbe farlo, anche perché vuol dire che si sta educando, se eventualmente ha un figlio di genere maschile, alla stessa cultura che richiama una cultura patriarcale, quindi diciamo no, le cose con il nome che hanno, in una società dove purtroppo il ruolo della donna è un ruolo attivo e fondamentale. Oggi una famiglia in cui è uno solo dei due che lavora ha difficoltà. Quindi parliamoci in modo chiaro, sì, una donna può permettersi di stare a casa ma con un certo substrato di tipo economico-sociale, e non credo che
la maggior parte delle donne hanno questo, se vogliamo chiamarlo lusso, non so, perché per me non sarebbe un lusso quello di stare a casa, sarebbe più una prigione, però altro elemento fondamentale è considerare il ruolo della donna nel lavoro non solo per una questione di parità, ma ricordiamoci anche che le donne che sono vittime di violenza solitamente non hanno una dipendenza economica. Quindi a me un campanellino di allarme, sinceramente, quando sento questi discorsi mi viene. E non perché tutte le donne che scelgono di non lavorare siano donne vittime di violenza, però sappiamo dai dati, dalle indagini che sono fatte, che un grande problema è quello dell'indipendenza. Una donna indipendente ha molte più probabilità di uscire fuori e riconoscere situazioni che potrebbero essere tossiche. Altro elemento fondamentale che richiamava lei è, quando ha chiesto come ne parlate tra voi uomini, ecco, secondo me Mirella, lei è un esempio, no, di donna che propone una trasmissione su questi contenuti attraverso narrazioni diverse. Ma se noi prendiamo gli articoli di giornale, qui me ne sono tirati fuori alcuni, no? Rispetto ad esempio alla violenza, ok, delle donne, l'ha uccisa perché l'amava troppo. Il troppo amore gli ha fatto perdere la testa, era disperato, non accettava la fine della loro storia, no? E potrei andare avanti, dove in qualche modo c'è una giustificazione nelle narrazioni, questi sono titoli da quotidiani nazionali e locali, che viene attribuita anche alla violenza di genere, per cui quando c'è una violenza noi conosciamo i minimi dettagli della donna vittima di violenza, quasi per dire, no, se l'è cercata, la responsabilità è sua, se l'è scelto lei, e no, giustificazioni sulla violenza, l'amava troppo, come se l'amore, no, nella cultura dei media è possesso. Questa è la realtà, quindi da dove cambiare? Dalle narrazioni, e quello che sta facendo secondo me lei oggi è un esempio, no? Provare a trasformare il linguaggio, come la stessa Michela Murgia, che, se vogliamo ricordare un esempio di femminismo, di attivismo in queste tematiche, ci ricordava, no? Il silenzio a volte è una scelta, e anche sulle tematiche di genere è sempre una scelta politica. Ha ragione professoressa, io cerco di fare il mio dovere anche di figura femminile, ma quello che diceva Leone da Trebasele fa riflettere, lui guarda il burka, la mascherina, però noi gli uomini guardano se la ragazza porta la minigonna ed è molto scollata o molto truccata. Ecco, questo è il nostro modo culturale di vedere questa figura. Se l'hai cercata, ha letto lei, professoressa, così dicono, se l'hai cercata perché guarda com'era vestita, ti sembra una cosa normale andare in giro vestita così, senza capire che è la bellezza femminile che esplode spettacalmente a una certa età. Una certa età la figura femminile ha piacere di essere guardata, però con occhi dolci e rispetto. Alla fine è coperta, non è che sia scoperta, però l'uomo se porta il bermudo o il pantaloncino corto non c'entra niente, lui lo può portare, nessuno si accorge che lo porta, mentre la figura femminile bisogna stare attenta a mettersi il pantaloncino corto, a che età te lo metti, ma dove vai vestita così? Capisce che c'è molta strada, per questo ne parlo, professoressa, da fare anche da noi qui senza guardare altri paesi, usi e modi diversi, però mentalità è sempre quella, non c'è niente da fare, così funziona. Allora un'altra cosa che ormai siamo in chiusura e lo chiedo, anzi volevo sapere se dovete andare via subito, potete fermarvi altri 10 minuti perché avrei altre domande, ma il tempo è volato. Professoressa? Sì. Può fermarsi ancora un pochino, vogliamo fare della locandina, le foto. Ecco, sentiamo anche lei, Diani? Sì, volentieri. Ecco, mi fa piacere perché non sono riuscita neppure a farvi... Avete visto come è volato il tempo? Avete visto? Allora mi fa piacere, allora a questo punto direi di andare in pubblicità e ci sentiamo subito dopo. Pubblicità.
Emanuela, sicurezza stradale, perché tante cose anche da parlare su questi incidenti mortali che veramente tutti i giorni avvengono. Grazie Andrea Dardi di essere qui. Allora continuiamo, però prima appunto di vedere anche la locandina che ha portato la professoressa Santilli, per capire che giornata sarà per la professoressa Santilli domani e cosa vuol dire questa locandina. Prego professoressa. Professoressa? Non la sento. Scusate, era una locandina di un convegno che è stato organizzato dalla Piera Cipressi, che è appunto la presidente dell'associazione Mai Soli. È un convegno a mio avviso molto importante perché si parla di disabilità gravissime, progetti di vita e quindi adulti anche che si trovano in RSA, in situazioni dove c'è bisogno di un'assistenza continua, e quindi il ruolo della partecipazione attiva anche dei familiari nella coprogettazione dell'assistenza con gli educatori. Ci saranno diversi interventi, ma ci tenevo proprio a condividere, a pubblicizzare questi eventi proprio perché Piera, la presidente, è una donna, madre di un adulto con disabilità ed è un'attivista su queste tematiche. Quindi io credo che lottare, come si diceva prima, no, per i diritti non sia solamente una prerogativa delle persone che poi vivono il problema, e quindi il mio supporto va all'associazione, va a questa persona fantastica che gestisce l'associazione e che nonostante difficoltà anche fisiche di salute porta avanti appunto un obiettivo grande. Allora abbiamo in linea Pierluigi Grossetto, che è il vice sindaco di San Michele al Tagliamento. Grazie Grossetto di essere qui, veramente grazie con questa telefonica. Però vorrei chiedere alla professoressa Santilli cosa vorrebbe dire a questi amministratori anche locali, che sono quelli più vicini alle persone, quelli che sentono più le esigenze del territorio, quello che ha bisogno anche, e poi sentiremo anche di Anin, ecco, questa parola terribile, solitudine. Ecco, cosa chiederebbe professoressa Santilli a questi amministratori? Ecco, oggi abbiamo in linea telefonica il vice sindaco Grossetto, prego. Io credo che gli amministratori locali facciano a volte delle fatiche enormi e quelli che conosco sono molto attenti alla voce delle persone, no? Di solito è proprio un elemento che sta a cuore all'amministratore locale, quindi mi verrebbe da dire continuare ad ascoltare le voci delle persone, e laddove le persone a volte non hanno più la voce perché magari si isolano, si escludono, cercare di trovare un modo per entrare nelle loro case, no? Quasi bussare la porta, vedere se tutto va bene, perché in qualche modo a volte, no, le persone che mirano un cambiamento, che hanno ancora speranza, vengono a bussare la porta, fanno reclami, si attivano, parlano, e dobbiamo occuparci invece delle persone che tendono a rinchiudersi. Quindi non so in che modo, però creare, no, delle reti territoriali proprio per anche un saluto, vedere come va la giornata, il supporto, ricostruire delle reti di fiducia tra cittadini, che detta così sembra una cosa molto banale, ma so che poi chi vive nelle realtà locali è veramente un obiettivo che a volte è difficile da raggiungere, coinvolgendo, come si diceva prima, anche più giovani, no? Il prendersi cura di tutti attraverso questa rete che può essere anche generazionale. Allora sentiamo come risponde il vice sindaco appunto di San Michele al Tagliamento, Pierluigi Grossetto, prego. Buongiorno a tutti, innanzitutto grazie per questo invito. Rispondo subito alla professoressa, sono assolutamente d'accordo su quello che dice. La vicinanza da parte della pubblica amministrazione o delle pubbliche amministrazioni in generale al cittadino, oltre a essere una cosa dovuta e doverosa, è sicuramente qualche cosa che appaga e dà gratificazione, perché se non riusciamo noi ad essere vicino alla nostra gente non può essere compito di nessuno. Noi siamo, per così dire, magari a livello politico di meno, ma a livello tecnico, il funzionario del comune o della pubblica amministrazione in generale è pagato proprio per essere quella risposta alle domande che a volte il cittadino non ha neanche la forza o il coraggio a volte di esporre. Bisogna farsi avanti, e quando c'è qualcuno davanti alla porta bisogna invitarlo ad entrare, non bisogna aspettare che suoni il campanello. Questa è sicuramente una pratica che mette a proprio agio
l'utente che si rivolge alla pubblica amministrazione, ma in qualche caso dico all'amico, al conoscente, perché poi in realtà piccole come le nostre è molto facile pensare che la persona che tu conosci può essere il tuo vicino di casa, la persona che hai incontrato in qualche locale viene in comune e viene a chiederti un consiglio, viene a chiederti aiuto o ti viene a segnalare la situazione di qualche persona che lui conosce e ti coinvolge, insomma. Devo dire è anche molto bello, dà veramente tantissima soddisfazione quando le persone si fidano e ripongono in te, insomma, queste aspettative. Guardi Grosseto, la ringrazio per le parole che ha usato. È la prima volta che sento che un amministratore usa questi termini: accogliere, aprire la porta, invitare ad entrare. Capite che forse anche quando entriamo negli uffici, se trovassimo le persone come questo vice sindaco, forse i problemi si risolverebbero di più, perché delle volte basta solo l'ascolto, non è questa persona che abbia sempre bisogno di aiuto di più, delle volte è l'ascolto che manca e l'ascolto può far superare anche certi problemi. Cosa dice Grosseto? Certo, assolutamente sì, assolutamente. Molte volte ascoltare è già metà dell'opera, non sempre i problemi si riescono a risolvere, purtroppo nessuno di noi ha la bacchetta magica, ci sono certi problemi che richiedono, anche per carità, per ottemperare quelle che sono le regole, le pastoie burocratiche, insomma ci sono, bisogna rispettarle eccetera, però a volte parlare con la gente, fargli capire che il suo problema tu lo senti, tu lo vivi e lo condividi, è veramente tanta roba, veramente, e se noi parliamo, perché ognuno di noi non è un singolo a sé stante, insomma fa parte di un contesto sociale, fa parte di una famiglia. Se io penso che mia madre, che è una donna anziana, si presenta ad un ufficio e deve combattere per avere o per farsi capire o per chiedere qualche cosa che, se vogliamo, è un suo diritto, questo qua è scoraggiante, quindi dobbiamo mettercela tutta, noi per primi, insomma cerchiamo di incoraggiare il nostro personale a farlo, non sempre è facile, ognuno ha dei problemi, insomma bisogna cercare di risolvere i problemi anche di chi dalla parte di qua dello sportello deve accogliere questa gente. Ecco, ci vuole una preparazione forse che a volte sottovalutiamo, non basta saper fare il proprio lavoro, ma bisogna avere, è come il maestro che a scuola conosce bene la propria materia, ma deve anche sapere e conoscere come fare a insegnarla ai propri alunni. Ecco, qui siamo nella stessa condizione. Vede, quello che Grosseto, quello che traspare però sono anche le telefonate che ricevo. Mi ha chiamato una signora diversamente giovane e mi ha chiesto: Mirella, la prego, dica veramente ai sindaci, agli assessori di far dire ai loro dipendenti, ai dipendenti che lavorano nelle amministrazioni, il buongiorno, non saluta più nessuno, siamo invisibili quando entriamo. Ma quale rispetto per questo cittadino che entra negli uffici? È d'accordo Grosseto? Sono assolutamente d'accordo, il buongiorno si dà anche alle persone che normalmente si incrociano per la strada, anche se non si conoscono, è un segno di buona educazione ed è qualcosa che ti mette di buon umore già nelle prime ore della giornata. No? Incroci una persona, si incrociano gli sguardi e uno dice semplicemente buongiorno, a maggior ragione in un ufficio pubblico. Noi cerchiamo di fare, io parlo a titolo personale, ma mi spendo al di là della giornata nera che tutti quanti possiamo avere, normalmente quando l'utente viene nei nostri uffici, si affaccia alle nostre porte, se non riceve soddisfazione dal tecnico e viene da noi lo accompagniamo direttamente dal tecnico, insomma cerchiamo di far capire che l'amministrazione cerca di funzionare, fa di tutto per funzionare e cerchiamo di smussare quelle spigolature che a volte sono figli anche un po' di una cultura che si è un po' imbarbarita, non so come dire. No, ha usato la parola perfetta, corretta a mio avviso, Grosseto. Sentiamo invece cosa chiederebbe Alessandro Diani, visto che è un'organizzazione, un'associazione, la sua, ecco, Orizzonti, cosa chiederebbe come amministratore un'associazione politica culturale, ecco, cosa dovrebbero fare di più questi amministratori per intrigare, per coinvolgere, per far cambiare. Ecco, hanno detto che c'è un cambiamento epocale, io spero che questo cambiamento sia anche nel rispetto delle persone. Prego Diani. Ma parto con raccontarvi questa storia che secondo me è molto toccante e ci dà l'idea di come questi fenomeni si annidino poi nelle
comunità locali, territoriali. Una signora, 80 anni, 85 anni, su un autobus, che mi racconta con le lacrime agli occhi che capita spesso che suo marito le perpetri violenza, fondamentalmente. Una persona che abitava vicino a casa mia, la incontravo spesso alla fermata dell'autobus, nel chiedermi gli orari abbiamo scambiato 2 parole e subito in qualche modo mi ha rivolto, non dico questa richiesta di aiuto, però mi ha raccontato questa sua storia nella volontà di sfogarsi con qualcuno. Quindi in realtà anche quando si parla di sicurezza bisognerebbe chiedersi quale sicurezza c'è tra le mura domestiche, anche quella è sicurezza e bisogna occuparsene tanto quanto ci si occupa della piazza, della via, dello spaccio e quant'altro. E questo si fa investendo risorse. È vero che spesso i comuni soffrono in termini finanziari, non sono mai abbastanza le risorse che si mettono nelle comunità locali, nelle istituzioni locali. Si parla in questo periodo di autonomia regionale per riconoscere più risorse alle regioni. Io dico riconosciamo più risorse ai comuni. Perché? Perché i comuni possono potenziare le reti sociali, possono potenziare le case rifugio, i centri antiviolenza, e poi ovviamente c'è la prevenzione culturale, quella aspetta molto spesso, oltre che ai comuni, alla scuola, all'apparato nazionale, anche dico al terzo settore, che i comuni hanno in sé molto presente. Padova è stata città del volontariato nel 2020. Noi per esempio abbiamo una vicepresidente, Francesca Gislon, un'avvocata che partecipa anche al cantiere delle donne e si occupa proprio di fare prevenzione e cultura della parità nelle aziende, nelle istituzioni, nelle scuole. Abbiamo per esempio una ragazza molto brava, una regista, Gaia Pugliero, ha fatto un piccolo corto autoprodotto con un cast tutto giovane sulla questione della violenza di gruppo. L'abbiamo presentato in un'aula universitaria proprio l'altro giorno, quindi anche appunto nelle università laddove si impara. Quindi voglio dire, gli attori possono e devono essere tanti, ovviamente anche le forze dell'ordine poi nella fase eventualmente più punitiva. Perché? Perché una città è fatta da tante anime e se tutte si vanno ad alleare, soprattutto mettendoci delle risorse concrete poi al di là dei proclami, per sconfiggere la violenza e promuovere una cultura della parità, io penso che qualcosa di concreto si possa effettivamente realizzare nella vita, nella qualità della vita di tutte e di tutti. Allora sentiamo come commenta appunto queste parole che hanno detto sia la professoressa Santilli che Alessandro Dianin, il vice sindaco Grosseto. Prego. Commento, è abbastanza semplice. Non c'è più da parte della gente la fiducia, a volte c'è un po' di vergogna nel raccontare i propri fatti e siamo diventati tutti molto anonimi, i social ci hanno veramente chiuso all'interno di scatole dalle quali scriviamo qualsiasi sciocchezza, anche cose buone per carità, però ci siamo isolati. È importante che si parli. Noi abbiamo gli assistenti sociali che cercano di venire incontro a quelli che sono i bisogni delle persone, quelle più deboli sicuramente. Le forze dell'ordine io non sono convinto che debbano intervenire solo ed esclusivamente quando si tratta di punire quando i reati, quando le situazioni sono già arrivate ad un punto per cui è necessaria la giustizia. Le forze dell'ordine sono quegli strumenti che si possono usare anche prima, ci si può andare a parlare, ci sono oggi delle normative che consentono di fare attuare delle procedure di prevenzione, di allertamento per delle situazioni che sono già diventate potenzialmente pericolose e quindi anche loro possono fare la loro parte. E poi la gente comune, quella che vive tutti i giorni la città, la via, ripeto ancora, nelle piccole località ci conosciamo tutti quanti sappiamo chi sta male e chi sta bene, quali sono i problemi all'interno delle case. È difficilissimo entrare all'interno delle case perché ognuno tiene, e viva Dio, insomma è importante che sia così, ognuno tiene la propria privacy, ma quando poi la privacy viene confusa con l'abuso, con la violenza, bisogna avere il coraggio di uscire fuori. Oppure bisogna che chi ci abita vicino si prenda la responsabilità di far presente agli organi competenti che certe situazioni insomma stanno sfuggendo di mano. Io penso che dobbiamo farci un po'
ecco, mettiamo molto fra virgolette questa cosa, ma dobbiamo farci un po' i fatti degli altri, non dobbiamo sempre girare la testa dall'altra parte pensando che non sono problemi che ci riguardano, i problemi sociali sono problemi che riguardano tutti quanti. Guardi Grosseto, proprio ieri raccontavo, sono andata a trovare un signore che poi ho veramente allertato il sindaco, perché bisogna stare molto attenti anche nei paesi dove ci sono queste figure sole, ecco, delle volte hanno molta gente, ma bisogna anche capire chi sono queste persone che entrano in queste case di queste fragilità e soprattutto vanno tutelati, non c'è niente da fare. Io sono convinta, Grosseto, che bisogna fare un censimento delle persone diversamente giovani, chi sono, come vivono, forse fare come si faceva una volta, fare un passo indietro che in avanti non farebbe male, perché è vero come dice lei, noi conosciamo tutti, però io le posso portare proprio degli esempi concreti di sindaci che erano qua in trasmissione che non sapevano della realtà che io raccontavo e mi dicevano: ma stai scherzando, ma l'ho incontrato l'altro giorno. Sì, tu l'avrai anche incontrato, però lui mi ha chiamato e mi ha detto il suo problema. Ecco, questa maschera che riescono a mettersi, far vedere che tutto va bene, mentre quando tu entri all'interno di queste case vedi che non va bene per niente. Perciò io sono dell'idea, come si faceva una volta, questo censimento dei diversamente giovani, chi sono, come vivono, cosa fanno, come possiamo aiutarli, questa burocrazia, questa privacy che impedisce alle associazioni di volontariato di essere vicini anche alle fragilità, perché i servizi sociali non ci danno i nomi e i cognomi, non si può, capisce che c'è una volontà di disunire invece che di unire. Però io vorrei presentare anche Andrea Dan, questo uomo invece che nonostante questo grave lutto che l'ha colpito anni fa si è rimboccato subito le maniche e sta ancora lottando per la sua Manuela, per dare giustizia a questa creatura che senza colpa è stata investita e uccisa. Allora Andrea Dan, se non ti sconvolge e riesci a parlare, cos'è successo anni fa a questa creatura meravigliosa che era tua figlia Manuela? Era il 6 febbraio del 98, 27 anni fa, in un tragico frontale è rimasta Manuela. Quanti anni aveva? 6 anni. Avevo 6 anni, ero in auto con mia moglie in un tragico frontale dovuto anche all'altissima velocità. Manuela mi è mancata. Io oggi sono anche molto scioccato, irritato, sono molto basito, sono molto arrabbiato della presa di posizione del messaggio che è uscito mediaticamente nei giornali ieri da parte dei conviventi della cena dell'ultimo di Carnevale di martedì. Mi spiego meglio. Martedì sera una ventina di produttori, tra produttori del Prosecco e produttori di grappe, hanno fatto una prova con l'etilometro tascabile, per cui un etilometro io lo direi quasi cinese, per cui è difficile anche poter dire se i dati, che bevendo 3 bicchieri di Prosecco con 3 pietanze di pesce più un quarto bicchiere di grappa con i crostoli si è sobri. Io chiedo urgentemente al consorzio del Prosecco, chiedo alla direzione, tanto per dire anche UNESCO del Prosecco, che prendano in esame questi messaggi sbagliati. Noi sono 27 anni che cerchiamo di far cambiare la cultura alla guida, di cercare di togliere queste brutte abitudini, però con 4 bicchieri di alcol un giovane che va in discoteca mi va a ricordare i platani che tagliano la strada. 200 erano negli anni 2000 le vittime sulle strade, avevamo 4-5 ventenni ogni settimana e i platani tagliavano la strada. Abbiamo fatto una cultura proprio comunicativa, proprio per non solamente contro l'alcol, contro le droghe, contro la disattenzione, contro i cellulari, contro le distrazioni, perché tante sono le cause, le concause dell'incidente stesso, ma non possiamo permetterci ora che i produttori parlino che con 4 bicchieri si è sobri, diventa da corpo a corpo, perché una donna può reperire già che con un bicchiere di vino, se non lo ha mai bevuto, può essere anche pericoloso. Sentiamo cosa ne pensa il vice sindaco Grosseto, poi lo lasciamo perché così liberiamo anche il centralino. Prego Grosseto, la prossima volta spero di averlo in presenza o con uno Skype che funziona. Prego. Sì,
fatto un intervento forse un po' da addetto ai lavori, nel senso che nel mio passato, io sono un ufficiale dei Carabinieri in congedo, nel mio passato purtroppo ho avuto troppe volte l'onere di dover avvisare familiari per incidenti gravi avvenuti e abbiamo anche fatto in quel passato, quindi in questo non sapevo niente di questa, non ho colto bene se non il significato di questa verifica, di questo accertamento, quante grappe, quanti prosecchi e si rimane sobri, che mi sembra veramente una barzelletta. Abbiamo fatto degli esperimenti in passato in cui abbiamo coinvolto dei cittadini di diverse nazionalità proprio per dimostrare e far capire quanto alcol è possibile è necessario per far perdere la lucidità. E non ci sono grappe, non ci sono bicchieri di vino, basta mezzo bicchiere di vino in certi soggetti, per cui la lucidità viene meno. Neanche il tasso alcolimetrico che prevede la legge di 0,5 o più di 0,5, non voglio stare qui a fare dei trattati, è attendibile. In certi soggetti 0,5 vuol dire già non avere più la lucidità. Ci sono decine e decine di test che dicono che quando hai bevuto non hai più la capacità di quando sei sobrio, a prescindere. La cultura dovrebbe essere quella: se guidi non bevi, punto. Non ci possono essere deroghe per nessuno, se guidi non bevi. Questa secondo me è l'unica cosa che ci può salvare. La cultura del bere poi ha radici e insegnamenti nelle nostre regioni molto, molto lontane, dovremmo lavorare con i nostri figli, con i nostri nipoti, con i bambini fin da piccoli, ma entriamo in un argomento molto articolato e molto difficile. Sentiamo cosa ne pensa, poi salutiamo anche il vice sindaco Grosseto, la professoressa Santilli, di quello che ha detto sia Andrea Dan che appunto il vice sindaco Grosseto. Prego professoressa. Sì, penso che sia proprio questa una disinformazione, che addirittura io veramente prenderei con molta serietà, perché non si può disinformare e non si possono cancellare anni di battaglie, di cultura a favore appunto di una consapevolezza alla guida. Sicuramente è una disinformazione che ha degli obiettivi ben specifici in un mondo che gira intorno all'economia, no? E si riaggancia appunto anche l'idea di solitudine, se siamo in un mondo in cui bisogna essere belli, prestanti e dove l'unico interesse è economico e quindi il livello culturale viene annientato a zero, livello emotivo, ma nemmeno parlarne perché l'emozione muove azioni, allora siamo proprio alla frutta, mi viene da dire. Se anche su tematiche così importanti, dove dietro ci sono associazioni, familiari che nonostante la fatica, credo, di testimoniare la loro esperienza, cercano di cambiare una cultura non per loro ma per le generazioni future, e quindi si mettono a disposizione degli altri e della vita degli altri, ecco, mi smuove anche a livello emotivo, perché è imbarazzante. Non ho altre parole per commentare una situazione del genere, che è imbarazzante. Allora a questo punto noi iniziamo a parlare di quanta cocaina si può prendere per stare in strada, quante altre sostanze tossiche tutto sommato non fanno male. Allora ci deve essere un discorso che sia lineare, ci deve essere una onestà intellettuale da parte di tutti gli organi politici, cittadini, imprenditori. Non possiamo noi in alcune situazioni fare degli spot e in altre dire esattamente l'opposto. Adesso in questo momento evidentemente non conviene mettersi gli imprenditori del vino e del prosecco contro, no? In cui facciamo una contropubblicità, ma questa non è solo pubblicità, è una disinformazione, perché i corpi sono diversi. Per qualcuno 3 bicchieri potrebbero essere assorbiti, dipende da quello che si mangia, dipende da una serie di variabili dal tasso alcolico, per altri, come si diceva, un bicchiere invece può essere fatale. Quindi questa è una vera e propria disinformazione che dovrebbe essere debellata, appunto.
E sì, c'è altro quello da bisogna fare. anche aggiungere che quello che ho letto anch'io è che lui invita anche a prendere questi piccoli etilometri per fare la prova prima di mettersi alla guida e invita gli esercenti a munirsi anche di questo strumento per capire come mettersi alla guida. Sentiamo anche cosa ne pensa Dianin, poi salutiamo Grossetto. Dianin, prego. È vero, è disinformazione, però dico, abbiamo questo spazio, facciamo una controinformazione. Io sono giovane, per cui posso anche essere testimone di quello che è il mondo della notte, delle discoteche, non le frequento molto, sono sincero, sono più casalingo, però chiaramente tante persone della mia età o un po' più giovani le frequentano. Da giovane faccio un appello, divertiamoci, ma divertiamoci con responsabilità. Non c'è assolutamente bisogno di sfasciarci e se qualcuno beve un bicchiere in più, poi non si deve assolutamente mettere alla guida. Fa guidare un amico o un'amica che non ha bevuto oppure si ferma a dormire da qualche parte, perché ne va della vita delle persone. Poi la vita delle persone viene distrutta da una serata in cui si è stati poco responsabili. Da un attimo, un solo attimo, può dipendere poi un'intera esistenza. Bisogna ragionare con la testa sulle spalle. La mia generazione, come anche tutte le altre generazioni, chiaramente, perché basta veramente il cenone di Capodanno piuttosto che il pranzo di Natale e delle volte possono succedere degli avvenimenti poco piacevoli anche in quelle situazioni lì. Quindi ci sono degli esempi di cattiva informazione. Per quanto mi riguarda, cerchiamo laddove abbiamo la possibilità di presidiare invece quelle che sono le informazioni giuste da dare. Ecco, quello che però traspare, io ho avuto anche il presidente degli autotrasportatori Vendrame ospite, il quale diceva, ma scusate, non mi ricordo chi era l'altro ospite, chiedeva, ma io ho cercato di trovare la birra analcolica nei supermercati e non sono riuscito a trovare. Noi abbiamo anche i drink analcolici, ma si usano pochissimo. Ecco, forse dobbiamo iniziare, visto che ieri ho dato i dati dei giovani che veramente bevono da 11 anni, iniziano 11 anni a bere alcolici e superalcolici, capite bene che coi dati che ho in mano bisognerà pur parlarne, bisogna pur cercare di agire e non guardare solo il business ma guardare la salute, perché se questi ragazzini e ragazzine iniziano a bere a 11 anni, capite bene che gli effetti devastanti si vedono più avanti poi e ne pagano tutte le conseguenze. Allora, vice sindaco, come ci saluta? Pronto? Eccoci qua, vi saluto facendo i complimenti a chi è intervenuto unitamente a me, insomma. Il ragazzo giovane di cui non ricordo il nome ha detto delle parole che sono assolutamente condivisibili. Alessandro Dianin, Associazione Orizzonti, prego. Ecco, Alessandro, è assolutamente condivisibili e bisogna divertirsi con responsabilità e bisogna tenere in considerazione che certe azioni non sono da ragazzi responsabili o irresponsabili e possono creare veramente danni irreparabili. L'auspicio ovviamente è quello che la cultura cambi, ma noi siamo responsabili della nostra cultura, quindi non dobbiamo sempre demandare agli altri quelle che sono le nostre responsabilità. I ragazzi che sono sulle strade oggi potrebbero essere i nostri figli e i nostri nipoti e a loro abbiamo insegnato o non abbiamo insegnato cosa vuol dire essere responsabili e cosa vuol dire essere corretti. Io chiuderei la mia partecipazione a questo interessantissimo programma con questa battuta. Ecco, un augurio per tutti. Grazie a Pierluigi Grossetto, vice sindaco San Michele a Tagliamento, di essere stato con noi. Prossima volta speriamo di averlo in presenza o Skype. Grazie comunque. Professoressa Santilli, cosa dice a questo papà, a questo uomo che da tanti anni sta cercando invece di combattere e veramente sta cercando di fare delle azioni incredibili per la sicurezza stradale di tutti noi? Adesso sta portando avanti con la presidente che salutiamo, Giuseppina Cassaniti, Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada, l'airbag obbligatorio per i motociclisti, troppi morti anche in motocicletta, e abbiamo questa tecnologia che si potrebbe veramente mettere a disposizione, ma costa troppo, non è nell'elenco della sicurezza che ha messo anche il governo. Ecco, cosa vuole dire a questo uomo che nonostante tutto continua a battagliare, delle volte anche preso in giro, delle volte anche deriso, perché fa delle azioni eclatanti per attirare l'attenzione. Prego, professoressa.
Beh, io potrei innanzitutto ringraziarlo e mi verrebbe da dire grazie per il suo coraggio, perché credo che non sia facile il lavoro che fa, e grazie perché io sono anche mamma di una bimba che oggi compie 7 anni, e quindi il mio ringraziamento è perché il lavoro che sta facendo è un lavoro che in qualche modo semina, no, nelle generazioni future, e io credo che questo attivismo, questa indignazione che smuove tante persone che lo fanno in modo volontario, no? Quindi senza obiettivi politici, obiettivi specifici, economici, sia veramente un motore di cambiamento. I cambiamenti, no, possono partire dal basso, e i grandi cambiamenti culturali spesso sono partiti dal basso, a volte sono lenti, no? E a volte sono come dei gamberi, si fanno 2 passi avanti e 1 indietro, però è proprio la persistenza, la resilienza di persone come l'ospite studio che in qualche modo avviano e trasformano una società. Quindi il grazie da parte mia e da tutte le persone che raccoglieranno il frutto del suo lavoro. Allora sentiamo anche cosa dice Alessandro Dianin a questo uomo, a questo papà che nonostante gli anni passano è sempre in prima linea per la sicurezza della comunità. È questo che io volevo far passare il messaggio, perché lui si sta battendo per la sicurezza di tutti noi. Ecco, e forse anche al governo dovrebbero ascoltarlo di più. Non ci ascoltano in Italia, andremo a Bruxelles, lui rilancia in continuazione. Prego Dianin. Chiaramente anch'io ringrazio, io credo sia un chiaro esempio di quello che dicevamo prima, e cioè che dalla società civile, io lo chiamo dal civismo, possa partire veramente un reale cambiamento sotto tantissimi punti di vista. Dopodiché io credo che di ringraziamenti nel suo percorso se ne sia sentiti rivolgere tanti. Dico anche, agiamo poi nel concreto, al di là di essere d'accordo con delle affermazioni giustissime che fa, dobbiamo anche essere coerenti nel seguirlo nelle azioni concrete che lui propone, e dobbiamo essere coerenti nel trovare delle soluzioni reali, perché sennò il problema non cambia mai e rimane sempre un finto appoggio a quelle che invece sono battaglie necessarie. Allora poi vi farò vedere se la regia riesce a trovarlo, questo airbag obbligatorio che lui sta cercando di divulgare, di portare a Bruxelles. Ecco, ce ne sono vari airbag, lui ha portato questo, ma possono essere altri. L'importante è la sicurezza per i motociclisti che abbiamo, basta metterla in pratica. E purtroppo siamo un popolo che se non si obbliga non lo fa. Io mi prendo, perché ho i soldi per poterlo prendere l'airbag, ma lo tengo a casa perché chi se ne frega di metterlo, oppure non ho i soldi per comprarlo e perciò non ce l'ho e rischio la vita. Allora vediamo se riescono a trovare il filmato che voglio farvelo vedere, però prima sentiamo Gabriella da Mogliano. Ciao Gabriella. Grazie di tutto. Lei prima diceva dei giovani che hanno paura di uscire. Ieri è successo un fatto che voi forse non l'avete sentito, che una nostra coetanea è stata aggredita da 2 islamiche per via del Ramadan. Su un autobus è stata aggredita perché mangiava un panino. Volevi dire questo? Sì. Grazie. Poi sentiamo grazie, come commenta la professoressa Santini, ma siccome il tempo è tiranno poi ti faccio rispondere Gabriella, però andiamo a vedere questo airbag obbligatorio e sentiamo i miei ospiti che devo anche lasciare perché li ho trattenuti più del dovuto, ma era importante che partecipassero. Andiamo a vedere questo airbag obbligatorio.
Allora sentiamo cosa ne pensa Alessandro Dianin e dopo anche la professoressa Sara Santilli di questa protezione che abbiamo ma purtroppo che non viene considerata. Prego Dianin. Mi sembra un dispositivo molto interessante che potrebbe davvero essere molto utile. Queste sono innovazioni vere, innovazioni che salvano la vita e sono innovazioni che non dobbiamo avere paura di abbracciare. Lo dico alle istituzioni, poi ovviamente anche alle persone, perché ogni qualvolta si va a proporre un'innovazione c'è sempre la paura del cambiamento, del miglioramento. Poi alla fine diventano normali e ci si chiede come facevamo prima senza. Secondo me è la direzione da seguire e ancora ringrazio per il bellissimo progetto. Sentiamo anche la professoressa Santilli che risponderà anche alla nostra Gabriella da Mogliano. Prego professoressa. Beh, rispetto al dispositivo non posso che concordare con Alessandro Dianin, nel senso che è un esempio di innovazione, quindi anche di un comparto, no, imprenditoriale che può lavorare per la salute. E questo mi sembra molto interessante, no? L'imprenditoria, l'innovazione che può darsi da fare, no? per il bene comune. E ricordiamoci anche ad esempio il tema, no, della sicurezza che è venuto fuori ad esempio con i monopattini elettrici. Siamo una società che cambia e si evolve, no, al ritmo della velocità e a volte i progressi che facciamo non sempre sono accompagnati dalle regole, dalle leggi, proprio perché a volte, no, il cambiamento avviene prima, no, della possibilità di riflettere su una regolamentazione. Però stiamo vedendo anche ad esempio tutto ciò che è stato messo in atto per la sicurezza del monopattino e le sicurezze delle biciclette elettriche e via dicendo, quindi assolutamente un elemento di innovazione e un buon esempio anche di capacità di non solo immaginarsi dei problemi ma anche di risolverli, no? Quindi offrire anche, come diceva il collega prima, una soluzione, no, tangibile, quindi anche il portare, comunicare anche dei modelli di soluzione mi sembra un elemento ulteriore che aggiunge il lavoro dell'associazione. Come ci saluta professoressa Santilli? Come vuole salutarci? Che messaggio vuole lasciare questa mattina a Sveglia Veneti? Allora, rispetto alla questione della donna islamica Ramadan non commento perché non conoscendo la vicenda non si può commentare e io sprono in questo, no? Dell'attenzione al linguaggio, il contare 10 secondi prima di parlare, no? E anche farsi delle domande, ma io questa informazione ho tutti gli elementi per poterla commentare? È un qualcosa che mi riguarda? È un qualcosa che contribuisce all'inclusione della società? Ok, se la risposta a queste domande è negativa forse non conviene nemmeno parlarne, ecco, quindi attenzione alle parole, utilizziamo le parole per un mondo in qualche modo trasformativo. Grazie alla professoressa Sara Santilli, psicologa, di essere stata con noi e di aver capito l'importanza delle parole, di farci capire che prima di parlare dobbiamo riflettere, perché possiamo ferire, le parole sono come pietre, qualcuno dice se sono usate male sono delle pietre che lasciano il segno. Grazie veramente. Grazie. Professoressa, Mirella, è stata guardi, con noi. La saluto con qui Wonder Woman in suo onore, visto che lei si differenzia in questa trasmissione, la ringrazio. E buona giornata a tutti. Grazie professoressa Santilli. Allora andiamo a vedere le foto che ha portato il nostro Alessandro Dianin, che poi le commentiamo, e come vuole salutarci Alessandro, che messaggio anche lui vuole lasciare. Vediamo se riusciamo a vedere le foto. Ecco, e poi prego Alessandro Dianin, qui cosa stiamo vedendo? Beh, dunque io qui ero alla Fiera delle Parole, è venuto a trovarci a Padova Sigfrido Ranucci, l'ho presentato. Qui invece in questa seconda foto un evento che abbiamo fatto sulle comunità energetiche, un modo nuovo, innovativo di produrre energia in comunità che può interessare diversi quartieri della città. Ora ci stiamo avventurando in un tour per i vari quartieri a andare a proporre alle consulte di quartiere, alla cittadinanza, alle parrocchie questo nuovo modo di produrre energia. E qui invece mi trovo con un europarlamentare, Elisabetta Gualmini, che sotto le elezioni europee è venuta a spiegarci il funzionamento delle istituzioni europee, l'importanza dell'Europa. La presento e commento con lei i principali avvenimenti di politica nazionale ma soprattutto internazionale, perché questi sono mesi, giorni, settimane di profonde trasformazioni.
E come ci saluta allora Dianin, perché vi lascio liberi adesso, vi ho trattenuto più del dovuto, ma avevo piacere che conosceste sia questo uomo che quello, e per quello che si sta battendo, prego. È stato un piacere essere trattenuto. La mia chiusura vuole essere questa, un appello proprio alla mia amministrazione locale nel comune di Padova, siccome abbiamo detto che poi le questioni di genere hanno una ricaduta territoriale concreta. Stiamo aspettando da ormai 3-4 anni la commissione per le pari opportunità nel comune di Padova. Sarebbe bello, magari per questo 8 marzo, anche se andrebbe non festeggiato ma ricordato tutti i giorni, che venisse effettivamente messa in piedi. È molto che la aspettiamo, non vediamo l'ora che venga realizzata, perché questa sì è una cosa concreta che si può fare per cambiare le cose. Allora, un'altra cosa che volevo sentire, allora Andrea Dan, cosa vorresti dire a Alessandro Dianin? Tu so che stai organizzando una cosa molto importante per il 13 aprile, magari invitandolo, cosa vuoi dire a Alessandro con la sua associazione Orizzonti, cosa si farà il 13 aprile qui tra il comune di Silea e Treviso? Prego. Ecco, volevo cogliere questa diretta per poter coinvolgere l'associazione, ma oltre a quella coinvolgere un po' tutte le varie associazioni che fanno volontariato, che fanno sport, che fanno sanità, che fanno benessere, che fanno sicurezza, che fanno controllo del vicinato, perché il 13 aprile ci sarà, chiamiamolo il villaggio delle associazioni, in Restera, qui tra Treviso e Silea, e saremo presenti decine o decine di associazioni, e ogni associazione avrà la possibilità di poter promuovere, tanto per dire, le proprie iniziative, i propri valori, il proprio associazionismo, il volontariato, unirsi, perché solamente con l'unione si forma la forza. Per cui il mio invito è anche che vada dall'associazione dei diabeti della situazione, che vada nelle canoe del Sile della situazione, che vada in tutto il settore dove esiste il volontariato. Uniamoci. Uniamoci, allora io ringrazio veramente Alessandro Dianin, se vorrà partecipare poi Andrea Dan si metterà in contatto anche con voi, ognuno è libero di partecipare, però capite bene che l'unione fa la forza e per arrivare in Europa abbiamo bisogno di molte forze, perché purtroppo in politica contano i numeri, lei lo sa benissimo Dianin, e perciò dobbiamo supportare questo uomo che penso che il peso che sta portando valga la pena veramente di accompagnarlo in questo percorso molto difficile che sta facendo. Grazie Alessandro Dianin, buon lavoro, buona giornata, e allora con Andrea Dan vi sentirete presto, grazie ancora alla professoressa Santilli. Allora Andrea Dan, allora questa giornata molto importante, so che stai lavorando molto assieme a altre associazioni, ma soprattutto alla Presidente Cassaniti che ha avuto un piccolo infortunio ma si sta riprendendo, l'importanza della sicurezza, tu ne hai fatto proprio un principio di vita ormai, un percorso di vita. Prego Andrea. Siamo sempre sulle solite eterne, oramai direi 3 parole: prevenzione, formazione e repressione. La prevenzione certamente non significa mandare dei messaggi di sobrietà bevendo. La prevenzione significa avere anche nuove tecnologie, nuovi airbag. La prevenzione significa anche coinvolgere anche altre istituzioni, anzi colgo l'occasione anche riferire di poter, andando anche verso l'estate, coinvolgere anche tutte le varie discoteche, coinvolgere anche tutti i locali notturni per raccogliere le firme, per far capire i valori, diciamo, a questi ragazzi, a questi giovani, cosa significa andare in moto. La moto, le 2 ruote, per i giovani è visto come un qualcosa di ebbrezza, un qualcosa di prova, di velocità, però è mostruosa. Solamente in Europa ogni anno abbiamo oltre di 3.660 morti con le 2 ruote. Significa 10 morti al giorno. Se andiamo a vedere su quei 6-7 mesi che si può guidare la moto, significa che ogni ora abbiamo un motociclista morto. E questo fa sì però anche riflettere su quella che può essere la prevenzione con questa tecnologia che ha fatto veramente passi da gigante, perché ce l'abbiamo, non è che ce l'abbiamo, ma perché c'è così poca attenzione e sensibilità verso strumenti che salvano la vita di chiunque, anche di questi politici che sentono ma non ascoltano come dovrebbero e non si impegnano in questo. Adesso sentiremo gli europarlamentari. Prego Andrea Dan. Ma secondo me
terra a terra, lo dico, la sicurezza non porta voti, per cui la sicurezza non è una bella campagna elettorale. Però se i nostri politici, i nostri onorevoli, i nostri europarlamentari iniziassero anche ad approfondire che il nuovo airbag sulle moto porta anche al sviluppo economico, significa che avremo tante aziende, tanti produttori, perché quando ci sarà un obbligo in ogni moto l'airbag ci deve essere. Allora andiamo a vedere che oltre alla sicurezza nelle motociclette, nelle macchine, c'è anche una sicurezza che dobbiamo fare prevenzione con questa droga che dilaga. Avete sentito quante anche in queste 2 settimane ne è stata sequestrata? Andiamo a vedere, andiamo proprio a Vicenza, finanza, sequestro, droga. Andiamo a vedere e a sentire. Operazione antidroga condotta dai finanzieri della tenenza di Noventa Vicentina, che nei giorni scorsi hanno effettuato un controllo nei confronti di un uomo di nazionalità marocchina che viaggiava a bordo di un'auto nel comune di Lonigo. I segni di nervosismo mostrati dall'uomo, che è poi risultato gravato sia da precedenti specifici di polizia sia da un provvedimento di espulsione emesso dal questore di Verona, hanno condotto i militari ad effettuare un controllo più approfondito. Hanno trovato all'interno dell'auto, nascosta sotto il sedile anteriore del passeggero, una busta con 2 panetti di cocaina del peso complessivo di oltre 2 kg. Oltre alla sostanza stupefacente, i militari hanno sequestrato 2 cellulari e l'auto. L'uomo è stato posto in custodia cautelare in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria. Andrea Dan, il problema anche nelle scuole, queste scuole veramente che hanno un impegno molto importante, un impegno educativo non da poco, però il nemico poi questi ragazzi quando escono è dietro l'angolo. Non c'è solo la strada, c'è anche la droga, c'è l'alcol come abbiamo sentito, ci sono tante cose. Eppure si potrebbe prevenire, si potrebbe anche filmare, ma quando tocchi il business tutti quanti alto là che ci pensiamo. Prego Andrea Dan. Ma io vorrei iniziare anche a capire, lei mi parlava del business, delle entrate di tutte le multe, di tutti gli autovelox, di tutte le multe fatte diciamo a livello dei comuni, che c'è una legge italiana che queste multe a livello infrastrutturali dovrebbero essere in un qualche modo diciamo dirottate nella prevenzione della sicurezza. Per cui io mando un invito, ma proprio un invito dal cuore a tutta la polizia locale, a tutti i comuni. Solamente nella Marca abbiamo 80 comuni, 80 polizie locali. Oltre che il controllo, iniziamo a mettere giù un planning e fare presenza diciamo all'interno delle scuole del proprio comune. Fare presenza, però non è così semplice, caro Andrea Dan, perché anche entrare nelle scuole devi trovare anche i dirigenti sensibili. Sì, 2 o 3 volte all'anno si fa, però la prevenzione va fatta soprattutto, molti dicono, nella famiglia, ma se questa famiglia non c'è, i genitori non si rendono conto della gravità, oppure questo ragazzo che si comporta bene a casa, è il solito bravo ragazzo, chi avrebbe mai pensato, poi quando sale su una macchina o su una moto diventa una persona diversa, anche perché dobbiamo dire queste vetture, queste nuove automobili di ultima generazione sembrano dei Luna Park, quando tu apri il cruscotto vedi di tutto e di più. Secondo te che messaggio vorresti dire questa mattina? Perché attenzione, attenzione, non distrarti, ma come fai a non distrarti quando davanti hai un Luna Park? Prego. Io manderei un messaggio a un mondo nuovo, diverso, ma molto molto presente, i residenti con nazionalità dei immigrati. Io sto constatando nelle ultime nostre statistiche come c'è un aumento dell'incidentistica dovuta come utenti da parte diciamo di residenti qui nel Veneto, nel Trevigiano, ma che hanno fatto la patente all'estero. Sto pensando a chi ha fatto la patente nei paesi dell'est, albanesi, romani, sto pensando a chi ha fatto la patente in India, in Pakistan, ai immigrati
Schedini, chi ha fatto la patente, diciamo, nelle strutture dei loro continenti, e vengono qui in Italia. Perché non muovere anche tutte le associazioni degli immigrati e anche con loro iniziare a portare, diciamo, una cultura all'interno delle scuole? Tu sei stato in Marocco diverso tempo, sei venuto a casa da poco, come funziona in Marocco? Ecco, cos'è la sicurezza in Marocco per chi guida, ad esempio? Prego. C'è molto controllo stradale. In ogni provincia del Marocco, provincia anche di 60-70 mila abitanti, in ogni città, in ogni arteria c'è un posto di blocco permanente 24 ore su 24. E questo, oltre che la sicurezza stradale, va a portare anche nella città una sicurezza anche contro i crimini, i microcrimini, contro i furti. Questo perché? Perché quando un'auto si ferma in un posto di blocco si sa chi c'è in quell'auto, per cui se un potenziale terrorista, se un potenziale criminale che fa un crimine entra in quella città, certo che si può gestire in un modo ben concreto. Tu mi hai mandato anche delle foto di questi autobus in Marocco per le persone diversamente agili che salgono tranquillamente in carrozzina, dove ci sono questi posti. Per loro com'è? Beh, diciamo che il Marocco, che ha poco più di 37 milioni di abitanti, ha una grande città all'avanguardia che è Casablanca. Casablanca è una città che di giorno, tra chi esce e chi entra, tocca dagli 8-9 milioni di abitanti, e lì abbiamo degli autobus di ultima generazione, dove all'interno dell'autobus c'è il collegamento gratuito wifi, dove che qui a livello mobile la vedrai una cosa un attimino un po' assurda, e soprattutto c'è la possibilità che un invalido con la carrozzina in una fermata dell'autobus da solo può salire direttamente nell'autobus. Io chiedo un attimino anche alla MOM, ai vari autotrasporti, se c'è la possibilità di poter anche, direi, copiare ciò che fanno anche all'estero. Molto chiaro, e ringrazio anche Andrea Dan di essere stato con noi, e ringrazio veramente, ecco, per questo impegno quotidiano che lui ha, che sta cercando anche di fare per tutta la comunità, e io spero che il 13 aprile molti di voi andranno a trovarlo, andranno a firmare per questa importante raccolta firme da portare a Bruxelles, perché veramente lui ce la sta mettendo tutta per tutti noi. Perciò grazie Andrea Dan. Sicurezza stradale per Emanuela, questa bimba che non c'è più causa l'alta velocità, come ha detto lui, e lui invece si è rimboccato le maniche come uomo questa volta per far sì che la sicurezza diventi un fatto prioritario. Grazie Andrea Dan. Pubblicità. Gianluca Codognato, responsabile comunicazione Adico, Associazione Difesa Consumatori, di essere qui con noi. Grazie a te, Mirella, dell'invito. Saluto anche il dottor Simone Libralato, ricercatore Istituto di Oceanografia. Grazie veramente, dottor Libralato, di essere qui. Ci spieghi un po', ecco, da persona competente, cosa sta succedendo. Sempre meno acqua, sempre meno neve, siccità. Ecco, questi oceani come sono, e noi siamo curiosi, vogliamo anche imparare a sentire, dottor Libralato. Allora partirei proprio da lei, dottor Libralato. Cosa sta succedendo nel nostro pianeta? Prego. Buongiorno, grazie dell'invito. Nel nostro pianeta sta succedendo che consumiamo tutti questi materiali che la natura per millenni ha messo sottoterra, in profondità, sotto forma di petrolio o carbone, e questi erano ovviamente una quantità importante di sostanze col carbonio che noi usiamo da tanto tempo, e li consumiamo e emettiamo in atmosfera questa anidride carbonica come risultato, e quindi liberiamo un qualcosa che era nascosto sottoterra e che lo liberiamo in atmosfera, e che ha quindi genera una serie di problematiche. Siccome questo gas, l'anidride carbonica, è un gas serra, il risultato primario è l'effetto primario è un aumento medio della temperatura globale che noi stiamo osservando. E il discorso è anche che questo aumento di temperatura ovviamente non è che sia successo è già successo anche in passato, ma la temperatura è un indicatore
risultato di diversi processi, quindi in alcuni periodi l'aumento di temperatura è dovuto, non so, alle rotazioni terrestri, alla vicinanza col Sole, eccetera. Adesso è abbastanza conclamato che questo aumento di temperatura molto veloce è dovuto proprio all'effetto antropico, anche perché se poi noi andassimo a misurare la quantità di anidride carbonica che c'è adesso in atmosfera, è una quantità di anidride carbonica che è bassissima, però è comunque già quasi il doppio di quella che c'era nell'epoca preindustriale, e se dovessimo andare indietro, trovare il primo momento nel passato in cui c'è la stessa anidride carbonica di oggi, dovremmo andare indietro 16 milioni di anni. Dottor Librelato, allora devo correre purtroppo perché il tempo è tiranno, ma la mia domanda è anche questa, è anche la domanda che si porranno molti a casa. Ma lei cosa ne pensa della politica di Trump e della un'altra America che non conoscevamo? Prego. Io leggo i giornali come tutti quanti, quindi ho le mie personali opinioni. Penso che in realtà purtroppo questo presidente, ma come anche molte correnti attuali, sono troppo concentrate sulla parte economica, e quello che vi stavo raccontando prima è un problema ecologico di base che noi non è che lo studiamo ecologia perché l'ecologia è la base di tutta della vita. Lo so che Elon Musk pensa di poter andare a vivere in qualche altro pianeta, però a me piacerebbe sinceramente che i miei figli vivessero in questo pianeta e non distruggerlo. Invece con questa rincorsa alle parti economiche, qualsiasi sia le politiche adesso di Trump nel dettaglio non ci entro, ma è troppo una politica rampante sulla parte economica, e noi abbiamo bisogno invece di stare attenti a quello che stiamo combinando nella parte nel mondo, perché non so se avete presente, ma i cambiamenti nel mare per esempio hanno fatto sì che già solo in Veneto ci sono, mi pare, 3 o 4 mila imprese che si occupano di mare, di prodotti ittici, 400, quindi stiamo parlando del 10-15%, sono fallite in questi più recenti anni, e la colpa sono questi cambiamenti troppo repentini che noi stiamo causando all'ambiente, perché noi viviamo sull'ambiente, ci sono imprese, e quindi io sono un po' dell'idea che questo trumpismo, comunque questa rincorsa alla parte economica, allo spazio eccetera, siano un po' cose da stare un po' attenti. Io purtroppo ho una visione un po' pessimista, però penso che potremmo fare tutti un po' uno sforzo, ognuno, per ridurre questi consumi. Anch'io, dottor Librelato, anch'io, c'è qualcuno che vede il bicchiere mezzo pieno, io non riesco a vederlo, sfortunatamente, non so se è per il lavoro che faccio, di quello che mi occupo anche del volontariato, però quello che vedo non mi fa per niente ben sperare. Però una speranza, dottor Librelato, è che quando invito questi giovani meravigliosi, che ne abbiamo tantissimi, loro sono fiduciosi, sono ottimisti, loro dicono prima o poi ce la faremo, vedrai Mirella che ce la faremo, un passo alla volta, faremo fatica ma ce la faremo a cambiare questo mondo. Io spero, perché sentire questi giovani così ottimisti almeno mi fa ben sperare, anche se vedo continuamente, come dice lei, il bicchiere non mezzo pieno ma un bicchiere vuoto per quanto riguarda il green, la sostenibilità e tutto quello che segue. Allora Codognato, lei il bicchiere come lo vede? Mezzo pieno, mezzo vuoto? No, non c'è più il bicchiere? Allora lo vedo mezzo vuoto per un semplice motivo, che credo che il suo ospite avrà avuto modo di vedere tutti i giorni, ovvero mi chiedo come mai, se penso il 90% della comunità scientifica parla appunto di un cambiamento climatico dovuto all'uomo, invece c'è una forma di negazionismo da parte di persone che non hanno una minima competenza in materia e negano quello che dice il 90% degli scienziati. Allora, se il mondo è questo, cioè se è un mondo in cui adesso non voglio fare degli esempi, comunque una persona normale, diciamo, si permette di dire che lo scienziato che studia da quando ha 5 anni quelle cose là, dice no, sta sbagliando, sta facendo solo del terrorismo, io mi chiedo dove andiamo a finire. Tu adesso mi consoli dicendomi che i giovani pare abbiano una coscienza, una sensibilità diversa. Io temo che sia una parte di giovani,
Quindi diciamo, spero che l'altra parte non sia negazionista come certe persone, come tanta gente ormai lo è, ma ripeto, io resto sconvolto e penso che il suo ospite purtroppo lo vivrà sulla sua pelle, visto che ha studiato questa materia, a sentire magari, a doversi confrontare con una persona che ha fatto tutt'altri studi o non ha neanche studiato, che gli dice ma tu stai facendo terrorismo, non esiste nessun problema di cambiamento ambientale dovuto appunto all'intervento dell'uomo. Abbiamo Italo da Padova, poi continuiamo. Ciao Italo. Buongiorno Mirella, buongiorno a te e ai tuoi ospiti. Buongiorno. Allora, io sono un ottimista al 100% e mi spiego perché. I miei familiari, mia mamma, i miei fratelli, eccetera, eccetera, sono morti molto prima di me. Io sono un 76enne e godo, mi pare, di buona salute salvo imprevisti. Quindi io sono assolutamente grato all'umanità e il pessimismo non mi pervade, non mi invade, perché è la mia età che mi dà ragione. Quindi basta per cortesia con questo pessimismo, perché lo trasmettiamo ai vecchi, agli anziani, agli ammalati. Dobbiamo vivere di ottimismo, di ottimismo. Ripeto, io sono il più vecchio della mia famiglia. Gli altri sono vissuti in epoche naturalmente migliori, più ecologiche, ma sono morti molto più giovani di me. Quindi io, ripeto e chiudo, sono assolutamente ottimista e ringrazio l'umanità intera. Saluti e baci a tutti. Aspetta, allora lui è Italo Guglielmo. Io sono felice di aver sentito questa telefonata di Italo Guglielmo, che era un pezzo che non lo sentivo, perché se grazie al mio pessimismo siamo riusciti a smuovere Italo Guglielmo a telefonare invece dicendo io sono ottimista, noi abbiamo fatto bingo. Noi abbiamo fatto bingo questa mattina. Perciò grazie Italo Guglielmo, sono contentissima di averti sentito. Mi fa piacere che ci stai sempre seguendo, veramente grazie di cuore e continua così. Quello che però devo aggiungere a quello che ha detto Italo Guglielmo è che purtroppo io vivo un'altra realtà. Io non vivo la realtà che quando faccio il lavoro che faccio anche al Banco Solidale, di persone che non hanno la fortuna come di Italo Guglielmo di avere tutta questa di essere ottimisti, perché non hanno un centesimo in tasca, non riescono a curarsi, non riescono a mangiare. Grazie adesso al 5 per 1000 noi riusciremo a dare questi assegni, questi piccoli assegni per riuscire a pagare o l'affitto o le bollette, gli arretrati. Capisci Italo che tu vivi quel mondo, io invece vivo quel mondo che non ce la fanno, e sentire le persone che mi dicono, diversamente giovani anche, se questa è vita è meglio che morire, è meglio che muoia, perché non ce la facciamo più ad andare avanti, siamo invisibili. Codognato cosa dice? Sì, no, allora io una cosa di quella che ha detto il signor Italo, su una cosa sono Guglielmo. Italo Guglielmo, ecco, e sono d'accordo, ovvero sul fatto che la società ha progredito, comunque ricordiamoci che 100 anni fa non avevamo le fognature, non dovevamo andare appunto, non avevamo il telefono, non avevamo tante cose. Non avevamo i banchi alimentari. Il mondo è andato avanti, però è andato avanti ma sta lasciando indietro tante persone, sta emarginando tante persone. Però ecco, voglio consolare appunto il signor Italo Guglielmo sul fatto che almeno il mio pessimismo, ma penso anche il tuo Mirella, è un pessimismo comunque propositivo, ovvero non diciamo solo che le cose vanno male, ma cerchiamo anche nel nostro piccolo di suggerire o di aiutare le persone, ognuno con il proprio ruolo, le persone in difficoltà. Quindi partiamo da un pessimismo perché vediamo una situazione, forse anche dai nostri lavori ovviamente che facciamo, vediamo una situazione difficile per tante persone, ma non abbiamo detto che è tutto finito. Siamo propositivi, quindi guardiamo anche avanti. Sì, ecco. però Codognato, con 2 stipendi non arrivare alla fine del mese, dico 2 stipendi, la dice lunga su quella che è la vita di molte persone. Anche se vediamo Milano-Cortina, anche se vediamo il turismo che è in crescita, avete sentito che stanno riconvertendo gli alberghi a Jesolo perché stanno facendo gli appartamenti, perché qualcosa fa pure pensare, riflettere su quella che è anche il cambiamento che sta avvenendo anche nel turismo, e soprattutto questa
voglia di ambiente, questa voglia di verde, questa voglia di green. Ecco, prima sentiamo Livio da Padova, poi andiamo dal dottor Librallato, questa voglia di un clima diverso, di un mondo diverso. Prego Livio. Ciao Mirella, saluto i tuoi ospiti. Ciao. Io non sono né ottimista né pessimista, sono realista. Dico solo che quando l'uomo si accorgerà che è molto tardi per cambiare questo clima, allora correrà ai ripari. Io spero che non sia troppo tardi e che questo lo induca veramente a fare qualcosa per poter tutti sopravvivere. Vi ringrazio e vi saluto. Grazie a te caro Livio. Livio invece abbiamo sentito realista, fa ben sperare, ottimista, realista. Esatto, quindi forse il realismo è la parola più giusta. È la parola più giusta. Sentiamo il dottor Librallato, ecco come vede anche questo cambiamento climatico, perché abbiamo la possibilità di intervenire, siamo ancora in tempo per intervenire a non peggiorare ma almeno restare un po' a galla, diciamo. Cosa dice il dottor Librallato? Sente questa sensibilità? Oppure solo fiato sprecato e il business è più interessante del bene comune? Prego. Ma io sono d'accordo che bisogna essere ottimisti e bisogna sperare bene. Quello che vedo è che appunto se ci si perde via in discutere se questa cosa è vera o no, si perde il focus della questione, che è bisogna ridurre i consumi. I consumi, intendo i consumi di combustibili fossili in sostanza. Ci sono adesso oggigiorno degli strumenti innovativi che ci permettono di ridurre, di consumare di meno, e questo ci fa ben sperare. E quello che bisogna ricordare però è che è un meccanismo che noi abbiamo attivato molto tempo fa e che gli effetti non saranno immediati. Cioè se noi smettessimo domani ci vorrebbero parecchi anni prima che cambiasse, che la situazione si stabilizzasse. Quindi il segnale di aspettare che la situazione sia troppo tardi, in realtà dovremmo intervenire adesso, perché quello che stiamo facendo sta portando sempre a una situazione più difficile da gestire, e se ci fermassimo adesso comunque la situazione progredirebbe da sola per un'inerzia normale, perché il mare ha assorbito tanta energia e continuerà a assorbirla nei prossimi anni, assorbe tanta anidride carbonica e la continuerà a assorbire, e anzi se noi smettessimo qualcosa se la ridarebbe anche indietro, per dire qualche risposta. Quindi è un processo che sarà lungo, anche stabilizzare l'attuale dinamica, e dovremmo intervenire presto. E quello che vedo è, secondo me è vero, i giovani sono molto più sensibili. Questa è la cosa che vedo, perché io vado nelle scuole, faccio delle cene scientifiche, vedo che c'è più sensibilità sui giovani, però i giovani sono anche molto disillusi dall'apparato politico, e invece chi decide sono proprio i politici. E tra l'altro la differenza importantissima è la visione. E i nostri politici, i nostri governi hanno purtroppo una visione limitata al loro mandato. Loro fanno strategie che riguardano di solito gli ultimi pochi anni successivi. Noi dovremmo avere modo di fare delle strategie più lunghe. Prego Codognato, vedo che approva quello che dice. Sì, assolutamente. Il problema è che si fanno strategie a breve termine, perché appunto si guarda alle elezioni successive. Invece la politica dovrebbe essere molto più lungimirante, però questo è un tema enorme dal quale difficilmente usciremo, perché ovviamente un politico pensa al suo mandato e non ha una visione di lungo periodo, o almeno non ce l'hanno in tanti. Chi ce l'ha di solito dopo perde le elezioni perché magari non riesce a ottenere i risultati nel breve periodo. E invece appunto, come ha detto il suo ospite giustamente, bisognerebbe avere molta più lungimiranza, e i progetti vanno fatti nel lungo periodo. È chiaro che se pensiamo alle prossime elezioni, le elezioni sono di solito 4-5 anni, quindi è chiaro che la nostra visione rimane molto, molto limitata. Anche perché abbiamo cambiato quasi 60 governi più, ma siamo rimasti come prima, non è che abbiamo fatto dei passi in avanti, perciò la colpa è io rimpiango la vecchia politica, però vabbè. È sempre colpa del cittadino, ma invece di chi invece costringe questo cittadino a oscillare in continuazione, perché non arriviamo mai alla fine del mese. Questa è la verità in tutti i sensi. Abbiamo Stefano da Mantova, vai Stefano. Buongiorno Mirella. Buongiorno. Ascoltami, qua ci stanno prendendo in giro tutti. Anche in Francia nel museo c'è una macchina che fa 40 chilometri
con 1 litro di benzina. Una volta si facevano 5 km con 1 litro di benzina, vuol dire che adesso fanno delle macchine e inquinano poco. Seconda cosa, avevamo la possibilità con le alghe di fare, non so, il 50-60% di gasolio biologico, ma siccome è stato messo da una parte perché lo Stato non riesce a mangiare, quindi anche quelle le abbiamo scartate. Poi il gas, se una macchina che va a gas può andare in città perché inquina poco, allora anche le centrali che vanno a gas inquinano poco. Il problema del gas non è il costo del gas. Se a me con 450 euro di gas e di elettricità che ho pagato, 200 euro erano di gas, gli altri 250 euro erano tra IVA e altre spese, quindi è il governo che ti sta fregando. Mirella, ti ringrazio. Grazie anche a Stefano da Manto. Volevi, Dognato, aggiungere qualcosa? Sì, allora la questione appunto delle bollette e delle imposte sulle bollette, anche questa è una questione annosa. Le imposte in realtà non dovrebbero superare il 15-20%, che è già tanto dell'importo complessivo. A volte da noi arrivano persone, nella nostra associazione all'Adico, arrivano persone con bollette in cui metà importo è costituito da imposte, quindi oneri di sistema, IVA, accise e cose varie, e invece la minima parte dai consumi. Quindi un cittadino dice: ma perché io devo pagare? Cioè io pagherò quello che consumo, non voglio pagare anche metà importo in tasse. Chiaramente però le tasse servono anche per garantirci i servizi. Là poi nasce la questione: come vengono garantiti questi servizi? E in ogni caso, ecco, però la tassazione dovrebbe e serve per appunto per i servizi. Ecco, quindi insomma purtroppo il congiuntivo dovrebbe, è un dovrebbe. E in parte è come lo è, il in parte remo, no. faremo, daremo, sempre remo, faremo, ma oggi quello che serve non viene fatto, questa diciamo è la verità. Che il cittadino non ha la percezione di pagare e di ricevere il giusto, non ha questa percezione, secondo quello che vediamo, insomma. Ed è quello che vediamo. Dottor Libralato, eppure la ricerca, la scienza e la tecnologia hanno fatto passi da gigante, abbiamo degli strumenti per combattere, il problema è che bisogna investire su questi strumenti. Però cosa è successo? Quando c'è stata questa grande pandemia che ci ha messi tutti con le spalle al muro, hanno preso talmente tanta paura che hanno fatto squadre e tutti insieme hanno investito. Possibile che non riescano i grandi della terra a capire, e in poco tempo sono arrivati i vaccini, questa è la verità, è inutile, poi ognuno fa le proprie riflessioni, ma è possibile non capire che bisogna investire? Abbiamo la possibilità, abbiamo dei ricercatori meravigliosi, scienziati, la tecnologia non ne parliamo, andiamo vicino alla luna, al sole, dappertutto atterriamo, eppure si fa fatica a investire nella ricerca, nella scienza. Nella tecnologia però si salva e continua ad andare avanti. Prego, dottor Libralato. Ma è vero, abbiamo fatto passi da gigante, abbiamo strumenti importanti, sempre più raffinati e più utili. E in alcuni casi però dobbiamo renderci conto che quello che produce il mondo scientifico poi l'uso viene stravolto anche in alcuni casi, no? Per esempio adesso, non so, se vogliamo vedere l'intelligenza artificiale, per esempio, che ci sta aiutando e ci ha aiutato per molte cose. Sembra che si possa fare tutto con l'intelligenza artificiale, ma non è vero. È uno strumento che va usato con cautela. E certo che quello che abbiamo prodotto in termini di ricerche, di analisi di strumenti sono importanti, e che molte volte nelle analisi bisogna guardare molto più in largo, molto più globale. Anche quello che diceva prima il suo da casa, che la produzione per esempio con le alghe è vero, ma bisogna capire bene cosa serve per produrre quelle alghe, qual è l'efficienza vera, e se alla fine non ci costa di più in alcuni casi, perché in quei casi è così, produrle. Perché non si fa più, non si investe più in quello? Perché alcuni hanno investito malamente, per esempio occupando troppe superfici per fare una produzione di alghe e magari rovinando appunto il suolo che poteva essere adibito ad altre cose. È sempre molto complesso, perché bisogna valutare
le nostre tecnologie come vengono applicate. È vero che ce ne sono sempre di più e sempre più utili, ma bisogna stare attenti a come vengono applicate. E secondo me c'è sia un uso generalizzato globale che è incentivato dalle politiche, che in alcuni casi hanno distorto, tipo il fotovoltaico, no? Per esempio, e altre cose che comunque può fare il cittadino singolo, stando attento a cosa consuma, come consuma. Per me una cosa fondamentale è sempre cercare di consumare meglio, e questo probabilmente si allaccia anche alla presenza dell'altro ospite in studio. Grazie. Hai fatto bene a ricordarlo, perché ho avuto l'altro giorno un fisico che diceva anche sull'energia: bisogna fare squadra, bisogna mettersi assieme, si può fare, però bisogna anche spiegare, questo cittadino non è così esperto, non sa, bisogna che anche i sindaci cercano di coinvolgere anche su questa nuova importante possibilità di spendere meno e vivere meglio. Prego, perché non si fa allora, Codognato, anche questo? Ma allora intanto volevo dire che forse una delle poche note positive della bolla inflazionistica che è scoppiata nel 2022 e che ha fatto soprattutto dopo l'estate quadruplicare, quintuplicare le bollette, è stata proprio quella che noi abbiamo notato che molti cittadini, tanti cittadini, utenti, hanno adottato dei comportamenti virtuosi, ci hanno capito, giustamente hanno visto le bollette che arrivavano e hanno studiato, hanno capito cosa bisogna fare per cercare di risparmiare, e questi sono comportamenti virtuosi. Faccio un esempio semplicissimo, quello del riscaldamento. Tante persone hanno capito, ad esempio, che si può anche vivere con 18-19 gradi, non magari le persone anziane, però in generale si può vivere con 18-19 gradi in casa anche d'inverno. Personalmente l'ho fatto anch'io e devo dire che vedi un risparmio, ma fai credo, potrà confermare anche il suo ospite, fai anche del bene all'ambiente. Ecco, quindi noi sottolineiamo sempre questo aspetto. Una delle poche cose positive della bolla inflazionistica esplosa nel 2022 è che ha fatto scaturire comportamenti virtuosi anche al supermercato, per dire. Questo lo ritengo, però ecco, sono comportamenti che sono stati indotti da una crisi economica, ovviamente, nessuno li ha insegnati, ecco, perché tu dicevi perché i comuni, perché no, la gente mi sa che deve un po' arrangiarsi, dopo per fortuna ci sono dei punti di riferimento, come magari le associazioni dei consumatori, però uno arriva da noi di solito quando il danno è già fatto, fondamentalmente. Però ecco, bisogna arrivare bisogna essere informati, per carità. Ci sono realtà che poi fanno corsi di formazione. Ma anche la comunità energetica, ad esempio, anche questo si parla ma si fa poco, perché molti non sanno come funziona, cos'è. Ecco, questo non è un compito del cittadino, Codognato, è un compito dell'amministratore, coinvolgere la cittadinanza che diventi attiva per una comunità energetica che è favorevole a tutti. O sbaglio, dottor Librallato? Ecco, questo sapere, questo informare, quello che fate anche voi, questi sono i problemi, cercate di capirli, però come lei dice, ma se non li capiscono cosa facciamo? E siamo dopo sempre noi i colpevoli che consumiamo male, consumiamo troppo, dobbiamo risparmiare, sempre noi, però sempre noi. Prego, dottor Librallato. Cosa dire? Il discorso è che quasi tutto viene valutato su base economica, e quindi nel momento in cui c'è un problema economico le persone sono disposte a risparmiare, no? Cioè sono disposte a fare qualcosa per risparmiare. In pratica è come se noi ci fossimo abituati ad essere sempre al tavolo a un banchetto gigante tipo di un matrimonio, a mangiare quello che vogliamo, quanto vogliamo, anche buttar via, e poi a un certo punto non c'è nessuno che ci disincentiva da questo, mentre invece ci sono degli importanti effetti di tutto questo straconsumo che noi facciamo, perché ci siamo abituati così a buttare via anche energia, a buttare via cibo, a buttare via cose, che in realtà ha degli impatti considerevoli. E purtroppo finché non tocca le tasche delle persone, i singoli non si attivano, a meno appunto dei comportamenti virtuosi che sono secondo me molto visibili, per esempio sui giovani, perché hanno in realtà invece capito la filosofia, perché sarà vero quello che si diceva prima, che sembra tutto finto, quello che dico, che non è vero, che il gas, che ci sono 1000 strumenti, però se noi guardiamo in un aspetto internazionale è impossibile confrontare quello che consumiamo adesso, che consuma adesso una macchina, con quello che consumava la macchina già 15 anni fa, perché nel frattempo la popolazione mondiale è aumentata
E il problema non è un problema solo dell'Italia, del Veneto, è un problema globale questo, che può essere affrontato solamente con un intervento di tante persone che devono cominciare a ridurre un po' i consumi, al di là di quello che gli costa. Anche alle volte stare solo meglio, perché in alcuni casi noi inseguiamo questa chimera del fare tante cose con internet, con le macchine, di correre avanti e indietro, però non so se poi qualità della vita è sempre meglio. Io, per dire, vengo spesso in ufficio in bicicletta, ma un po' perché mi piace contribuire a consumare di meno, ma anche perché almeno me la godo un attimo e faccio un po' di esercizio senza pagare una palestra. Senta, dottor Libralato, ma cosa ci dicono queste creature marine che abbiamo ancora la fortuna di avere? Che messaggi stanno dando queste creature che vivono negli oceani, che vediamo poco? Per fortuna ogni tanto si fanno dei bei documentari e ci rendiamo conto che c'è un mondo meraviglioso che non conosciamo e rimaniamo a bocca aperta quando lo vediamo. Ecco, perché si fa anche così poca informazione su quello che è il mondo dell'oceano? Cosa c'è sotto gli oceani? Prego, dottor Libralato. È una cosa molto interessante parlare degli oceani, perché noi ovviamente siamo animali terrestri e pensiamo e chiamiamo terra, però se noi guardassimo il nostro pianeta è per il 70% oceano, è per il 70% mare, e tra l'altro se noi guardassimo in volume la parte vitale è molto più grande quella marina. È solo che ovviamente è un ambiente che noi non vediamo tanto, ma in realtà è un ambiente affascinante. Bisogna pensare che tutto è sorretto da organismi piccolissimi che sono delle alghe appunto marine, che si chiama plankton, e che praticamente fanno l'equivalente di quello che fanno i nostri boschi e la foresta amazzonica, cioè fanno la fotosintesi clorofilliana e producono sostanza organica mettendo insieme la luce e l'anidride carbonica, e quindi da lì parte tutta la vita, che è una vita estremamente interessante. Io devo dire che a me piace lavorare molto sugli organismi marini più grandi, quindi sui pesci, sugli invertebrati. Peccato che non mi abbia mandato neppure un video, dottor Libralato, io ci speravo tanto. La prossima volta lo obbligo, no, perché dobbiamo conoscere, dottor Libralato, vi invito apposta, prego. No, ma ci sono anche, io quello che suggerisco sempre, a parte i documentari, ma le persone dovrebbero anche pensare di comprarsi la maschera e il boccaglio e andare a vedere nei posti anche vicini dei nostri mari. Io mi ricordo che quando ero abbastanza agli inizi della mia carriera, un altro mio collega ricercatore mi portava sugli scogli del Lido a vedere gli animaletti più incredibili e più belli che si vedono anche a pochi metri di profondità, e quindi io invito tutti a cominciare a guardare da lì. E dopodiché so che ci sono anche molti appassionati di vela, di pesca, che sicuramente ne sanno tantissimo del mare. Il mare che cambia, è un mare che ha la grande potenzialità di essere gigante, che quindi tutto sommato noi pensiamo di non influenzarlo tanto. In realtà ci sono evidenze che, essendo il mare il posto dove finisce tutto quello che noi facciamo, cioè qualsiasi, non so, consumiamo qualche cosa in terra, prima o poi con l'acqua attraverso i fiumi finisce in mare. Il più facile collegamento che noi abbiamo da casa nostra al mare si chiama WC, il nostro bagno, e quello che facciamo e buttiamo nel water dobbiamo sapere che prima o poi finirà in mare. In alcuni casi ci sono, è chiaro, griglie, filtri, eccetera, però molte cose non vengono filtrate, e quindi noi il mare ce l'abbiamo un collegamento diretto e dovremmo stare attenti, perché finisce tutto lì, quindi è un mare bellissimo che dovremmo proteggerlo ogni giorno con le nostre, sempre lì ricado. E fa bene averlo detto, anche perché queste bandiere blu che noi vediamo, ormai quasi tutte le spiagge hanno le bandiere blu, dovrebbero farci ben sperare. Però io delle volte dico, ma non so, ma non dico niente, perché sennò vi dico, ecco Mirella, però vorrei proprio capire se è proprio così, perché noi crediamo sempre all'ultimo che ce la vende bene, siamo così, siamo un popolo anche un po' di creduloni, quello che grida più forte ha ragione, quello che ce la racconta meglio ha ragione, e invece la ragione ce l'abbiamo noi che non riusciamo più a capire dove arriveranno queste bollette. Allora andiamo a vedere anche questo servizio in merito alle bollette che ha portato, è recente, anche rincari bollette, Confesercenti e Adiconsum. Andiamo a sentire.
Stangate in arrivo per luce e gas. Il 2025 si preannuncia un anno di ulteriori rincari, aumenti a 2 cifre fino al 18% per imprese e famiglie. Torna così l'incubo bollette. Secondo le stime, una famiglia tipo si troverà a pagare circa 350 euro in più rispetto allo scorso anno. L'impennata delle tariffe si tradurrà in un aumento dei costi di produzione delle aziende, con il rischio di un balzo in avanti dei listini di merci e servizi che andranno a gravare sul consumatore finale. Il governo da questo punto di vista si deve impegnare al fine di ridurre il carico delle bollette, non può andare a manomettere i prezzi che sono soggetti a delle logiche di mercato, ma nelle bollette noi le possiamo guardare, il prezzo della materia prima è 1/3 del totale, tutto il resto sono oneri di sistema, alle volte sono oneri impropri, poi ci sono accise e IVA. Anche gli imprenditori sono preoccupati. Confartigianato chiede al governo l'azzeramento degli oneri di sistema, un'operazione, sostengono gli artigiani, che porterebbe un'immediata riduzione di almeno il 20% del costo della bolletta. L'esecutivo viene tirato in ballo anche dalla FAIB, la Federazione Autonoma Italiana Benzinai, per voce del presidente del Veneto Flavio Convento, che interviene sul tema dei continui rincari dei carburanti con gasolio e benzina arrivati a sfondare quota 2 euro al litro. La preoccupazione è moltissima, anche perché abbiamo ripetuto più volte l'aumento del prezzo vuol dire diminuzione dei litri di vendita e il gestore guadagna sui litri effettivamente di vendita, quindi più aumenta il prezzo e meno guadagna anche il gestore, e ci preoccupa anche e soprattutto l'aumento delle accise del gasolio che il governo ha intenzione di approvare. Allora, prima di commentare questo servizio con Codognato, sentiamo Antonio da Padova. Vai Antonio. Buongiorno Mirella. Buongiorno. E buongiorno anche agli ospiti. Io Mirella mi ricordo che nel 2014 mi comprai la macchina a metano che potevo andare dovunque potevo andare, perché comunque non era inquinante come il gasolio e la benzina. E diciamoci la verità, la macchina a metano mi costa anche di meno rispetto alla benzina e il gasolio, però stavolta qua mi capita che mi tocca fare 30 km per andare a fare il metano, perché il metano sta scomparendo. Per quale motivo? Perché ci sono le nuove energie. Ma io dico una cosa, ma per quale motivo mi sono comprato la macchina a metano? Potevo comprarmi, non so, un aereo, un elicottero. Perché la macchina a metano? E dico un'altra cosa. Adesso mi tocca fare 30 km per andare a fare il metano. Cioè, vuol dire che praticamente già da lì mi sono un po' incavolato per il sistema che c'è adesso. Addirittura le bollette. Per quale motivo che tutti i giorni mi chiamano 10-15 compagnie per quanto riguarda le riforniture del gas, dell'acqua, della luce? Ma non c'era una volta, non c'era la Delta Gas, un'azienda unica statale che praticamente era quella che mi riforniva il gas. Per quale motivo che io devo mantenere tutta sta gente qua che ogni giorno mi rompono le palle, scusate l'espressione, perché vieni da noi, e io dico, ma chi è che vi paga? Chi è quel deficiente che ha messo il mercato libero? Ma il mercato libero sul metano e sul gas è una cosa che serve a tutti il metano. Perché hanno messo il gas, il mercato libero? Guarda, è uno scandalo. Vai negli uffici e ti dicono subito che questi sono i costi del trasporto. Io non ho mai visto nessuno che mi porta qua il gas sulle spalle. Il trasporto l'ho pagato, gli allacciamenti li ho pagati 30 anni fa, gli allacciamenti, quando ho fatto il contratto del gas. Perché adesso tu vieni a dire che c'è anche il trasporto del gas che devo pagare? Guarda Mirella, è uno scandalo. Ma per quale motivo che l'ente dei consumatori queste cose qua non le dicono? Per quale motivo che io ho da pagare fior di quattrini per mantenere tutta sta maramea di gente che sono degli avvoltoi? Ma ogni giorno nasce una compagnia che ti dà il gas. Ma il gas non me lo dai tu, il gas dovrebbe essere dello Stato a darmi il gas.
Scusatemi ragazzi, ma guarda, non ne posso più. Buongiorno e grazie. Allora è meglio che andiamo a Venezia, andiamo a vedere Vasco Rossi a Bibbione, perché abbiamo un ospite veramente che se ne intende di cantanti e di discoteca, così risponderemo anche a Andrea Dan. Andiamo a vedere cosa succederà a Bibbione. Stai pure certo che questa è la volta che volerà su. Il leggendario Vasco Rossi torna a far sognare i suoi fan con 2 concerti a Bibbione. Dopo settimane di attesa è finalmente ufficiale. Il Blasco darà il via al suo tour Vasco Live 2025 con una doppia data nella nota località di mare. Da Los Angeles, dove ha festeggiato il suo 73esimo compleanno, Vasco ha annunciato ai supporter di segnare le date del 26 e 27 maggio sui loro calendari. Il 26 maggio ci sarà un soundcheck esclusivo per i membri del Blasco Fan Club, mentre il 27 maggio tutti gli appassionati potranno vivere la magia del concerto aperto al pubblico allo stadio comunale di Via Timava. Viva Vasco! Olè! Viva! Il sindaco di San Michele a Tagliamento, Flavio Maurutto, ha espresso grande entusiasmo e onore per ospitare il rocker di Zocca per il 2° anno consecutivo. Ringraziamo Vasco per la fiducia accordata a Bibbione, ha dichiarato il primo cittadino. Faremo tesoro dell'esperienza positiva del 2024 e siamo già al lavoro per accogliere nuovamente le decine di migliaia di fan che riempiranno lo stadio. Forse non ci incontreremo mai, ognuno a ricorrere i suoi guai. Sarà un'ospitata velocissima quella con Giannino Venerandi, presidente SILB, per dare risposta anche a questo uomo. Andrea Dan, che era ospite questa mattina, che ha perso questa bambina, questa figlia, si è rimboccato le maniche, sta alzando sempre più l'asticella per arrivare a Bruxelles con questa raccolta di firme, e ha chiesto appunto a Giannino Venerandi di poter raccogliere le firme anche nelle sue discoteche, in queste discoteche importanti, il tempio della discoteca i Venerandi, specialmente nel nostro territorio. Com'è la situazione, Venerandi? Cosa vede? Ma noi come sindacato, ma soprattutto come gestori dei locali, ci siamo sempre prodigati per attivare qualsiasi campagna di sensibilizzazione, sia negli incidenti stradali con le autovetture, ma questo è un tema importante anche quello delle moto. E il 5 aprile faremo questa serata con anche Andrea presente, con raccolta firme eventualmente per poter attivare questo nuovo sistema di protezione che se dovesse diventare obbligatorio sarebbe una cosa importante. E noi chiaramente cercheremo di dare il massimo, come abbiamo sempre fatto, perché la sicurezza va oltre le piste da ballo e quindi è importante che ci sia sempre alta l'attenzione. Noi come Cassa Armonica faremo sempre il massimo per rendere possibile queste iniziative, e quindi anche quella del 5 aprile ci vedrà protagonisti. Inviteremo qualche giorno prima sia qualche motor club, oltre ai giornalisti eccetera, per una conferenza stampa spiegheremo bene questa manifestazione, e poi il 5 aprile daremo il via a questa serata dove daremo veramente voce anche a Andrea, che verrà presente in serata. Ecco, questo è un conforto anche per Andrea Dan e per la presidente Giuseppina Cassaniti, presidente Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada, che ha molto a cuore, una donna molto combattiva, una presidente sempre nel pezzo come i Venerandi con le discoteche, perché è là che abbiamo i numeri. Noi per arrivare a Bruxelles dobbiamo avere dei numeri importanti, non c'è niente da fare in politica, contano i numeri, e grazie anche a queste raccolte su queste discoteche cercheremo di fare bingo. È positivo anche che questi europarlamentari, sia Elena Donazzan, che ringrazio e saluto, ma anche la Guardia e altri europarlamentari, siano sensibili a questo, ma voi capite bene che la Presidente Cassaniti e Andrea Dan devono arrivare a Bruxelles con delle firme, cioè non si può, vero Codognato, di Consul ne sa qualcosa, per essere visibili, importanti, bisogna avere i numeri, sennò non vai da nessuna parte, e davanti alle telecamere
telecamere, è molto bello sentire che ancora una volta la famiglia Venerandi ha capito l'importanza e la sensibilizzazione, l'aveva già fatto con gli etilometri, con le macchine. Ne abbiamo fatto di campagne. Ma questi ragazzi bevono o non bevono? Com'è la situazione? In pochissimo tempo, ma vediamo di capire. Il bere è un tema aperto a qualsiasi fascia d'età, non è che uno se viene a ballare beve e se va nei bar o nei ristoranti non beve. Si beve dappertutto, ma è una nostra cultura, è un nostro modo di anche socializzare. Poi c'è chi esagera e chi si sa contenere, è una questione anche di responsabilità personale. Noi comunque siamo sempre delle attività che offrono divertimento e anche ovviamente somministrazione di bevande e alimenti. Cerchiamo di farlo nel modo più responsabile possibile, più anche organizzato possibile. Poi, come le ho detto, tutto si ferma al nostro lavoro. Chi poi deve gestire la propria responsabilità, insomma... Ma c'è vero che è stata una diminuzione di bere dei ragazzi, delle persone, perché hanno paura di essere fermati? Vede allora, anche lei questo oppure non è vero? Qualcosa sicuramente... La voce della verità stamattina, no, qualcosa si sente sicuramente anche nel nostro settore, ma sicuramente... la paura di queste nuove normative che sono state introdotte chiaramente hanno alterato un po' le pene, però alla fine i livelli sono quelli di prima, quindi l'importante, io lo dico sempre, è che chi va a guidare deve essere sobrio e lo diciamo sempre ad alta voce nei nostri locali, ma bisogna che sia anche al di fuori. Venerandi, prima abbiamo poco fa sentito questo Vasco Rossi che piace a tutte le età, ma ci si può divertire in sicurezza anche con questi grandi personaggi, con questi poeti? Come ripeto, Vasco Rossi non ha età, lo guardano dai 10 ai 80 anni ormai, prego. Gli eventi che siamo abituati a vedere da tanti anni, concerti, adesso sono i festival, poi ci sono anche le manifestazioni grandi di piazza, ovviamente anche loro vendono gli alcolici e quindi ce n'è uso abbondante, molto di più che nei locali, anche nei locali oggi non è che abbiamo queste grandi masse come negli anni 80-90. Basta Venerandi perché non ho più tempo, ma abbiamo sentito, lo inviteremo ancora se ha piacere. Faccio un augurio in chiusura a lei e a tutte le donne che ci ascoltano per l'8 marzo che è in arrivo. Grazie ai miei ospiti, devo dare assolutamente in pubblicità con la ricetta di Mirella. Riso alle vongole. L'aglio presente in questa ricetta ha la capacità di ridurre il colesterolo. Gli studi effettuati dimostrano che l'estratto secco possiede l'azione migliore sul colesterolo, mentre la polvere di aglio o il macerato oleoso di aglio sono assai poco attivi nel ridurre il colesterolo. Ingredienti per 4 persone: 320 g di riso, 1 kg di vongole, 2 spicchi d'aglio, 3 cucchiai di olio di oliva extravergine, basilico, pepe di mulinello, sale. Mettete in una padella le vongole, già lavate in acqua fredda e tenute in acqua e sale per farla espurgare, a fuoco vivo con l'olio e gli spicchi di aglio. Sgusciatene circa la metà. Tenete le altre in caldo. Filtrate il liquido di cottura delle vongole
e versatelo in una casseruola insieme con i molluschi sgusciati. Poi 6 mestoli di acqua bollente e il riso. Mescolate e fate cuocere per 15 minuti scoperto a fuoco medio, rigirando ogni tanto. Alla fine, mantecate il riso con un filo d'olio. Aggiungete le vongole restanti con il guscio. Il basilico tritato e una macinata di pepe. Servite ben caldo e buon appetito!